Pino ha controllato l'acqua, con cui Eleonora ha cucinato, dopo aver differenziato l'organico con cui Silvia produce il biometano, che fa muovere l'autobus su cui sale Lorenzo, dopo che Sara l'ha accompagnato alla fermata con l'auto elettrica, che ha ricaricato Beppe grazie al fotovoltaico che hanno installato Paolo e Luigi. Il bello della transizione ecologica è viverla. Con le tue scelte e le nostre soluzioni è incredibile quello che possiamo fare insieme.
questa nuova era dell'incertezza c'è la concreta possibilità di ritrovarsi senza energia elettrica. Tensioni geopolitiche ed eventi meteorologici eccezionali che danneggiano infrastrutture e linee elettriche. Nonostante gli 87 milioni di barili di petrolio che vengono ancora venduti ogni giorno in tutto il mondo, l'energia che prima scorreva con disinvoltura e senza limiti nelle nostre case non può più essere data per scontata. Barrel ha reinventato con successo l'uso di questi barili, simbolo dell'industria dei fossili dal 1860. La soluzione è Barrel, il generatore di energia solare fotovoltaica con batteria a ioni di litio, LiFePO4, che produce energia pulita e a basso costo per l'alimentazione di edifici, macchinari e piccole attività. Barrel funziona con qualsiasi pannello fotovoltaico. Anche se abbinato a pannelli ultraleggeri diventa ancora tutto più semplice. Si installano velocemente con cavi di acciaio, tasselli, di adesivo professionale, su tetti e pareti o dove vuoi tu. Barrel ha ricevuto il premio di miglior sistema di accumulo di energia dalla rivista PV Magazine, rivista leader del settore. Risparmia denaro e diventa indipendente proteggendoti dai blackout. Barrel. Energia democratica. www.barrel.solar. Pino ha controllato l'acqua, con cui Eleonora ha cucinato, dopo aver differenziato l'organico con cui Silvia produce il biometano, che fa muovere l'autobus su cui sale Lorenzo, dopo che Sara l'ha accompagnato alla fermata con l'auto elettrica, che ha ricaricato Beppe grazie al fotovoltaico che hanno installato Paolo e Luigi. Il bello della transizione ecologica è viverla. Con le tue scelte e le nostre soluzioni è incredibile quello che possiamo fare insieme.
Prova, prova. Direi di iniziare ad accomodarsi, anzi siamo un po' in ritardo. Ci scusiamo, ma abbiamo aspettato che ci fossero tutti gli ospiti, quindi direi di iniziare a accomodarsi. Fra 2 minuti proprio d'orologio iniziamo. Siamo pronti, stiamo aspettando quest'ultima prova tecnica. A posto? Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui e iniziamo allora la terza edizione di 2050, il Forum dell'Energia e della Sostenibilità. Ce l'abbiamo fatta, chi è stato con me in questi mesi nel gruppo organizzatore, insomma, sa quanto è stato impegnativo, quanto abbiamo passato giornate, serate a lavorarci. Siamo molto contenti, come dire, la terza edizione speriamo che sia l'edizione della maturità per il nostro percorso, che è partito appunto nel 2022, e speriamo insomma di poter lasciare un segnale forte in questa città, in questa regione e a livello nazionale sui temi dell'energia e della sostenibilità. Io intanto mi presento, per chi non mi conosce, sono Matteo Corbo, sono socio di WST, lo studio che è partner tecnico-scientifico dell'evento, e comincio allora, per non perdere ulteriore tempo, a chiamare i nostri ospiti che porteranno un saluto istituzionale. E innanzitutto quindi chiamiamo il Comune di Padova nella persona dell'assessore e vice sindaco Andrea Michalizzi. Voglio ringraziare il Comune particolarmente perché senza l'appoggio del Comune di Padova non saremmo mai riusciti a mettere in piedi questo evento. Grazie mille Andrea. Grazie a te Matteo e saluto a tutti quanti voi anche da parte del sindaco Sergio Giordani. Saluto d'apertura, quindi anzitutto auguri. Noi siamo orgogliosi di poter ospitare il forum qui a Padova. E come città siamo fortemente impegnati sui temi della sostenibilità. Abbiamo una grande opportunità in questo periodo che sono gli ingenti finanziamenti del PNRR, che tra l'altro su questi asset ci danno anche grandi opportunità, e quindi un momento come questo, che ormai sta diventando alla terza edizione, diciamo, comincia a crescere, è anche foriero di idee. Prima, nell'attesa di iniziare, si parlava di come questo forum è anche occasione di incontro e di riflessioni, di potersi vedere e poi anche attivare delle politiche, delle iniziative in città tra enti e tra soggetti che insomma qui si confrontano. Mettere insieme le idee su questa partita è molto importante, quindi mi fa anche piacere vedere che c'è una bellissima e qualificatissima rappresentanza insomma della nostra comunità, segno che la nostra comunità è dentro appieno su questa sfida. Padova è una città che sta marciando veloce e in modo concreto su questi temi. Prima accennavo all'opportunità che il PNRR ci dà in questo senso. Noi abbiamo agganciato 620 milioni di investimenti che stiamo spendendo in buona parte su progetti che portano Padova ad una transizione ecologica spinta.
penso all'investimento per la realizzazione in corso delle 2 linee di tram che cambierà insieme ai 100 autobus elettrici che stiamo acquisendo a tranche, insomma cambieranno completamente il modo di muoversi e di spostarsi per i padovani in segno dell'efficienza ma soprattutto dell'ambiente. Penso al rinnovo dell'illuminazione pubblica, siamo già a più di 850.000 punti luce che abbiamo riqualificato con la spinta del LED che ci permette non solo risultati migliori ma anche risparmi da questo punto di vista. Insomma. Quindi temi insomma, che ci portano come dire, a gestire l'attuale in questa direzione ma che come dire, ci fanno guardare agli impegni e anche alle sfide più sul futuro. L'ultima cosa che cito è questa: abbiamo appena concluso la fusione interporto ZIP. Per noi non è un semplice calcolo matematico, una fusione tra 2 enti di uno che aveva concluso la sua funzione. È l'opportunità di ragionare su un'area importante della città di Padova. Padova è una grandissima zona industriale, per poter ragionare di come la conversione e la rigenerazione ambientale ed energetica si possa coniugare con lo sviluppo e l'attrattività della nostra città per le nostre aziende. Noi abbiamo, secondo me, il compito anche di guardare a questo obiettivo, puntando ad avere una zona industriale sempre più performante, ma anche sempre più aderente a quelli che sono gli standard qualitativi ambientali. Penso a una cosa: riuscissimo ad abbassare di 3-4 gradi la temperatura al suolo della zona industriale con tutti gli accorgimenti sull'attenzione al suolo e la movimentazione di merci e persone, insomma, è un obiettivo concreto al quale dobbiamo puntare nei prossimi anni. Buon convegno. Grazie Andrea. Grazie al vice sindaco, grazie anche al sindaco che ieri è venuto alla cena di partenza dell'evento, e quindi ringraziamo ancora il Comune di Padova. Un altro partner storico, possiamo dire storico dopo 3 anni, di 2050 è l'Università di Padova, con cui abbiamo avuto una partnership scientifica e che spesso ha portato, e anche quest'anno porterà, molti professori a intervenire nei vari panel. Chiamo quindi la professoressa Francesca D'Aporto, prorettrice della sostenibilità dell'Università di Padova. Grazie Francesca. Allora, grazie Matteo, è un piacere veramente essere qui, salutare tutti e tutte, anche da parte della magnifica rettrice professoressa Daniela Mapelli. Sono qui per la 3ª edizione, magari delle volte il primo giorno, delle volte il secondo, e quindi devo dire che ho visto crescere il forum e maturare, quindi veramente un plauso a questa iniziativa. Un piccolo commento, nel senso che diciamo, noi viviamo in un'area geografica in cui effettivamente siamo riusciti, e io vedo il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista, a creare un disaccoppiamento tra la crescita economica e industriale e invece diciamo, la crescita delle emissioni. Quindi effettivamente stiamo crescendo in un senso ma non nell'altro, e questo è estremamente positivo. Però naturalmente ci manca ancora moltissimo, dobbiamo vedere l'altra parte del bicchiere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati a livello nazionale ed europeo di decarbonizzazione. Quindi diciamo che un aspetto che dal mio punto di vista è strategico è quello di lavorare in maniera, come dire, sinergica e coordinata, abbracciando più aspetti, più ambiti della sostenibilità, e quindi perché anche da quelli non strettamente, specificamente legati agli aspetti energetici possiamo effettivamente ricavare un grande beneficio anche ambientale, e quindi da questo punto di vista, come dire, di nuovo va il mio applauso a questa iniziativa che dimostra la sua maturità proprio ampliandosi e mantenendo stretto il focus sulla transizione energetica, ma ampliandosi anche proprio ad altri aspetti della sostenibilità. Da questo punto di vista, chiaramente qualsiasi transizione energetica più strettamente legata ad aspetti ecologici, ma anche diciamo transizione e trasformazione sociale, richiede chiaramente innovazione, e quindi da questo punto di vista
L'università naturalmente c'è, e l'Università di Padova, penso che lo sappia il comune che mi ha preceduto, ma anche tutte le persone che mi seguiranno nei successivi interventi, è molto radicata nel territorio, però ha una grande capacità, è aperta, diciamo, a tutto quello che si fa nel mondo, e quindi la nostra capacità di innovazione è grandissima, e questo va anche proprio a supporto delle politiche, delle decisioni e delle necessità anche tecnologiche del nostro territorio. Quindi questo è un primo aspetto molto importante, però siamo anche un'istituzione molto importante e grande come dimensioni, e con questo vado a concludere, non voglio portare via altro tempo, e quindi stiamo anche noi a nostra volta facendo degli investimenti veramente ingenti per essere noi stessi più sostenibili. Questi investimenti vanno nella direzione di un'edilizia più efficiente, di utilizzo sempre maggiore delle rinnovabili, gestione dell'acqua, gestione dei rifiuti, insomma diciamo gestione a tutto tondo delle nostre attività, in modo tale da riuscire a dare un contributo anche alla riduzione delle emissioni. E su questo la nostra roadmap è molto seria, in pochi anni siamo già riusciti a ridurre del 30%, e quindi diciamo questo per dire siamo un'istituzione che non solo genera conoscenza, saperi e innovazione per il territorio, ma siamo impegnati in prima linea in questa trasformazione. Ecco, che dire, anche questi saranno temi che si tratteranno in questi giorni. Mi fa piacere che molti dei nostri professori ed esperti siano coinvolti, e diciamo, penso che questa edizione veramente segni il passo, e quindi buona fortuna, buoni lavori in questi giorni, e grazie ancora per l'invito. Grazie Francesca. L'appello peraltro è pienamente recepito, nel senso che parleremo di materie anche varie nel corso delle giornate. Si parlerà di agricoltura, oggi pomeriggio si parlerà di salute, faremo una verticalizzazione sul tema salute e come la sostenibilità impatta sul sistema salute, quindi assolutamente ci siamo su questo. E chiamo adesso il presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, sul palco, che ringrazio molto per il sostegno che ci ha dato a questo evento, e anche in partnership con la Settimana della Sostenibilità, che è una bellissima iniziativa che porta avanti Confindustria. Grazie a te Matteo, buongiorno a tutti. Non è un sostegno solo a parole, ma è un sostegno fattivo, una partnership che nasce dall'anno scorso. Siamo assolutamente in scia, visto che in scia siamo anche come eventi, alla terza edizione voi, alla terza edizione Confindustria Veneto Est con la Settimana della Sostenibilità, e noi abbiamo avuto una grande settimana della sostenibilità, 4 giorni di grande interesse, oltre 5.000 iscritti, 47 sono stati i panel di discussione sui temi legati a ESG, e in queste giornate si respirava una vera area di agorà, dove le competenze si mischiavano, si contaminavano, e in queste giornate, devo dire, abbiamo però messo un focus ben preciso, che era sulla G di governance. Questa settimana la sostenibilità si è contraddistinta per, ripeto, fare un focus sulla G di governance, delle 3 lettere I, S e G, o ESG. Diciamo, la G di governance per noi ha assunto un ruolo importante. Perché importante? Perché se guardiamo i dati, risulta che il 17%, solo il 17% delle governance pubbliche o private tratta di temi di sostenibilità all'interno delle proprie strutture e delle proprie aree. Ecco, io penso che questo debba essere un invito che abbiamo fatto durante la settimana della sostenibilità, vuole essere un invito che faccio io qui oggi come Confindustria Veneto Est, e dire che la G di governance deve sicuramente trainare le decisioni importanti e imprescindibili che dobbiamo portare avanti nei prossimi anni, e quindi dedicarci grande attenzione al nostro interno, perché questo numero va sicuramente cambiato. Un augurio di buon lavoro, un augurio di andare dentro ai temi, un augurio però come sempre di farlo in sinergia con tutti gli stakeholder, e quindi su questo Matteo
i complimenti perché tu hai coinvolto, diciamo, diversi e tanti stakeholder del nostro territorio, perché io penso che questi obiettivi di sostenibilità si possono e si debbano raggiungere però tutti insieme. Ben venga anche le risorse, abbiamo bisogno di tante risorse per portare avanti le 2 transizioni, ben vengano quindi i 7 miliardi e 3 che la Regione si è portata come dote oggi alla vostra settimana di 2050, perché senza risorse facciamo fatica a raggiungere gli obiettivi. Draghi l'ha detto chiaro, 500 miliardi almeno per le transizioni sono cifre importanti, cifre che devono vedere sicuramente il pubblico metterle a disposizione del sistema, anche i privati dovranno fare la loro parte, perché questi sono obiettivi importanti, anche ambiziosi, visto che Padova ha anche dei traguardi che precedono addirittura il 2050. Quindi grazie, buon lavoro e soprattutto buoni traguardi da raggiungere insieme. Grazie. Grazie. E proprio sulla GD Governance, peraltro, uno degli interventi del primo panel della mattina sarà incentrato, quindi è un tema che vogliamo molto approfondire recependo in pieno l'appello di Leopoldo. Bene, adesso invece usciamo dal Veneto e abbiamo l'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, un ente quindi che opera a livello nazionale e che sui temi di sostenibilità ha spesso parlato ed è stato un partner di questa edizione. E quindi invito sul palco Federico Pescetto, che è segretario e direttore dell'Osservatorio, in rappresentanza del presidente Roberto Minerdo, che purtroppo all'ultimo non è riuscito a raggiungersi, ma Federico lo rappresenterà egregiamente. Grazie Matteo, grazie a tutti. Grazie a tutti gli organizzatori, buongiorno, buon inizio dei lavori. Grazie per averci voluto coinvolgere anche in questa terza edizione, che per noi assume un significato particolare. Un significato particolare perché, diciamo, concretizza un po' quello che è un mandato fotografato dalla convenzione che recentemente ONTM ha sottoscritto con Enea, il MASE, l'Agenzia Nazionale per la Transizione Energetica, di porsi come veicolo e vettore istituzionale e divulgativo sui temi della transizione energetica. Questo momento, questo coinvolgimento di ONTM da parte del forum fotografa un momento di concretizzazione di questo tipo di attività. E cito questa convenzione e questo rapporto, questo ruolo di ONTM, poiché oltre ad essere un indubbio pregio per il nostro osservatorio, per il sottoscritto, per Matteo, anche che comunque Matteo è un nostro socio, fa parte della Commissione Permanente Legalità, Anticorruzione e Compliance dell'osservatorio, assieme a Giorgio Martellino di AITRA, a Florinda Cicolone G7 delle donne, tematiche molto importanti per le questioni ambientali. Cito questa convenzione perché assume un carattere generale sotto almeno 2 punti di vista. Un primo, il riconoscimento, e qua mi collego anche ai discorsi fatti dal Presidente di Confindustria poc'anzi, dell'importanza di tutti gli stakeholder di qualsiasi tipo di comparto per quanto riguarda l'ambiente, l'economia sostenibile, la transizione energetica. Questa convenzione fotografa a caratteri generali il riconoscimento da parte delle istituzioni centrali o di parte di alcune istituzioni centrali sull'importanza delle terze parti. Terze parti che possono essere ONTM, ma può essere evidentemente anche il forum, che è ancora più importante in quanto aggrega più terze parti, quei soggetti privati che debbono porsi quale sostegno con spirito di servizio a favore dell'ente pubblico per portare contenuti e soluzioni, una logica propositiva e non solo di critica, come spesse volte accade in Italia. Questo è il primo significato, l'importanza di tutti noi in sostanza. Il secondo significato, che ha valenza generale sempre e che secondo me è iscritto perfettamente in queste giornate, in questi 3 giorni, è che la transizione energetica non è un fatto soltanto tecnico o politico istituzionale, ma è una questione culturale. C'è una gran parte d'Italia di cittadini che non comprendono ancora l'importanza di tutto ciò. Possiamo parlare di grandi impianti fotovoltaici, di eolico offshore, di qualunque cosa, però dobbiamo ricordarci che servirà sempre più energia. Puntiamo a una transizione della mobilità verso un potenziamento dell'elettrico molto importante. È necessario quindi veicolare che le istituzioni nazionali, per il tramite di soggetti anche come il Forum 2050, porti questa disseminazione, questo mutamento di paradigma culturale, poiché bisogna arrivare ai cittadini, poiché soltanto con la tecnica o la buona parola politica si fa poco, è innanzitutto il cittadino che deve comprendere l'importanza di questi temi e farsi anche lui protore.
poiché i pannelli fotovoltaici dovranno essere evidentemente anche nelle città per sostenere certi tipi di transizione energetica. Quindi complimenti a questa iniziativa, a te Matteo, a tutti gli organizzatori e buon vento, come potremmo dire noi. Grazie Federica. E ora è stata chiamata in causa la Regione e quindi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite, l'assessore Marcato, che è assessore allo sviluppo economico e all'energia, quindi proprio l'assessore competente per le nostre materie. Lo invito sul palco. Grazie Matteo, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente felice di essere qui oggi per due motivi. Il primo perché ieri abbiamo presentato in conferenza stampa il nuovo piano energetico regionale e devo dire che sono particolarmente soddisfatto perché è stato un lavoro di 2 anni, un lavoro durissimo fatto assieme all'università, fatto assieme alle sezioni categoria, fatto con il GSE, con Enea, insomma con tutti gli attori interessati da questo tema strategico per la Regione Veneto e ne è uscito un lavoro davvero importante. È un lavoro però molto, molto concreto, nel senso che io sono profondamente convinto, e questa è la matrice culturale che ci ha accompagnato in questi anni, che non esista una vera transizione energetica e ambientale senza una vera sostenibilità economica e finanziaria. Altrimenti rischiamo di fare manifesti ambientalisti che poco hanno a che fare però con la quotidianità. Ecco, il nuovo piano regionale energetico ha questa volontà, ha questa visione. Diciamo che noi partiamo tutto sommato bene, nel senso che la Comunità Europea ci aveva dato un target al 2020 di produzione di energia da fonti rinnovabili del 10,2% e noi abbiamo chiuso il 2020 con il 18,7%, quindi abbiamo quasi raddoppiato il target previsto. Siamo una regione che ha il rigassificatore, l'abbiamo fatto in tempi non sospetti, l'anno scorso abbiamo raddoppiato la capacità di quel rigassificatore, sapete tutti quanto difficile sia farne di nuovi, continuano a parlarne ma Piombino è ancora lì, siamo ancora alle idee. Siamo la seconda regione in Italia per installazione di impianti fotovoltaici, siamo la prima regione per raccolta differenziata e quindi siamo la prima regione per aziende che lavorano nell'economia circolare, insomma siamo una regione virtuosa. Ecco, il nuovo piano energetico ha l'ambizione di essere ancora più virtuosi da qui al 2030. È un piano che prevede risorse regionali, statali e comunitarie per oltre 7,3 miliardi. Abbiamo l'intenzione di ridurre di 15 milioni di tonnellate le emissioni CO2. Insomma, e soprattutto vogliamo ridurre la dipendenza energetica da qui al 2030 dal 50% di oggi al 34%. Lo facciamo come? Lo facciamo evidentemente non con l'eolico, visto che insistiamo in un bacino aerografico assolutamente chiuso, lo facciamo con il fotovoltaico, lo facciamo con l'idrogeno verde, lo facciamo con il biometano sostenibile. Questo lo dico perché io ho iniziato una battaglia culturale che ho perso, assolutamente drammaticamente perso, contro gli impianti di biogas e biometano che usavano cibo sano e buono per fare energia. In un mondo dove 1 miliardo di persone soffrono la fame e dove a pochi chilometri da noi c'è una guerra che ha devastato la produzione del grano, immaginare di usare grano per fare biogas, francamente, io la trovo un'ipotesi suggestiva. E come tale non deve essere. Quindi noi andremo su queste perché deve essere davvero sostenibile. Quindi insomma abbiamo una sfida davvero importante e mi fa piacere, caro Matteo, che tu continui con tanta passione, tu e i tuoi collaboratori continuate con tanta passione a parlare di energia vera, di strategie vere. Questi non sono manifesti, tu parli di cose vere e quindi volevo ringraziarti per questo. Il secondo motivo per cui sono felice oggi è perché fra il pubblico ho notato il mio ex professore di filosofia del liceo e se sono quel che sono oggi non so quanto felice sia lui, ma in parte è anche colpa sua, quindi sono felice anche per questo. Buona energia a tutti, grazie. Grazie. È lì dietro Roberto, quindi puoi andarlo a salutare dopo, assolutamente.
Bene, allora e adesso la parola agli organizzatori, co-organizzatori di questo evento. Allora c'è Giacomo Cantarella in sala, il suo saluto è previsto per domani, però visto che è riuscito e ci ha raggiunto, anzi eroicamente con una sveglia ad orari antelucani, un saluto velocissimo. Solo un minuto, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. Siamo molto contenti per il terzo anno, insieme a Matteo e a tutti gli altri colleghi che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento anche quest'anno, di vedere la luce in questa prima giornata, a questo terzo anno del forum qui a Padova. Dico solo una cosa, Assoesco, l'ESCO, l'Energy Service Company sono fortemente coinvolte nel processo di transizione, soprattutto di transizione energetica. Però riscontriamo la difficoltà di fare una transizione molto veloce e la necessità di avere regole chiare, strumenti efficaci, quindi diciamo, poter raggiungere quegli obiettivi che il PNI e che insomma anche gli obiettivi europei ci hanno indicato. Servono eventi come questo, servono dei forum, serve parlarne, qualcuno ha ricordato serve portare i cittadini a bordo, le istituzioni a bordo di una transizione che è veloce, dirompente ma è anche un po' complicata e va raccontata, quindi benissimo questo forum, siamo contenti di essere promotori ancora una volta, le giornate sono dense, non mi dilungo, buon lavoro a tutti. Grazie Giacomo. E allora, infine, ci siamo anche noi, come studio di WST, che abbiamo fornito, insomma, ricoperto il ruolo di partner tecnico-scientifico dell'evento. Chiamo Pietro Pizzolato, socio dello studio WST e responsabile dell'area di diritto dell'energia dello studio. Buongiorno a tutti. È un piacere e un onore essere per il terzo anno il partner tecnico-scientifico di questo forum. Non è banale gestire molte decine di relatori affrontando tematiche legate alla sostenibilità, all'ambiente e all'energia in questo periodo in cui c'è un pullulare di eventi e quindi fare qualcosa un po' che possa distinguersi e che possa essere innovativo è molto difficile. Lo abbiamo cercato di fare, poi ci direte voi se ci siamo riusciti, cercando di creare un dibattito. Mi richiama un po' anche a quello che diceva prima Leopoldo Destro, cioè il nostro obiettivo è far sì che il forum diventi sempre più una piazza di confronto tra i relatori che spaziano dal mondo dell'impresa a quello della finanza, alle amministrazioni pubbliche, sia sotto il profilo del territorio, sia per quello che riguarda le autorità, come ad esempio ARERA, o società pubbliche come il GSE, che per il terzo anno saranno qui in persona dei loro presidenti. Penso che sia davvero rilevante cercare di creare un confronto vero, non solo di facciata, e questo abbiamo cercato di fare strutturando i vari panel. Vedrete che si susseguiranno sul palco in questi giorni relatori assolutamente di rilievo e che grazie anche all'aiuto di Maurizio Melis di Radio 24 che modererà gli interventi, che è maestro nella gestione colloquiale, diciamo, dei dibattiti, cercheremo di creare un confronto vero, costruttivo, utile a individuare i problemi e possibilmente anche le soluzioni per idealmente poter anche dare una mano nella regolazione di questi ambiti così complessi e che non possono appunto in questa regolazione prescindere dalla realtà e dalla conoscenza del tessuto economico sul quale vanno a impattare. Ringrazio ovviamente il Comune di Padova, Assoesco, per averci ancora una volta coinvolto in questo evento. Ringrazio anche però, oltre ovviamente agli sponsor Platinum e a tutti gli altri supporter, mi riferisco al gruppo ERA, a Energy SPA che è venuta a bordo quest'anno e a tutte le altre società e enti che ci aiutano e che aiutano il Comune ad Assoesco a portare avanti questo progetto, ma voglio ringraziare veramente anche tutte le persone con cui settimanalmente abbiamo fatto lunghissime call per cercare di organizzare al millimetro questi eventi, perché senza di loro non ci sarebbe niente di tutto questo. Basta, mi taccio, diamo l'inizio ai lavori, spero che per voi siano delle giornate interessanti e stimolanti. Buona giornata a tutti. Grazie Pietro.
E grazie assolutamente sì, a tutti i colleghi dello studio anche che hanno lavorato su questo progetto. Insomma, come sapete, un progetto così lo si prepara molti mesi prima. Bene, iniziamo allora col primo evento. Veneto, Italia, Europa, la via della sostenibilità. Quindi cerchiamo di mettere insieme una dimensione territoriale e una dimensione sovranazionale, soprattutto in un tempo come questo in cui si avvicinano le elezioni europee, quindi sappiamo anche che è una fase calda. Allora, chiamo innanzitutto il nostro comoderatore dell'evento di oggi, Alberto Bollis del Mattino di Padova, vice direttore del gruppo NEM e media partner di questo evento con cui stiamo collaborando molto positivamente nell'organizzazione e nella comunicazione dell'evento. Buongiorno, è un piacere. Chiaramente l'informazione ha un ruolo importante nella diffusione della sensibilità per la sostenibilità e per il risparmio energetico e tutta la transizione energetica. Noi cercheremo di fare la nostra parte, tutto qui insomma. Parte fondamentale. Cerchiamo, abbiamo già fatto una presentazione ieri, naturalmente seguiremo con i nostri canali la carta, vecchia cara carta e poi anche col web eccetera, tutto quanto quello che verrà detto oggi e domani e dopodomani. Bene, bene. Allora chiamiamo intanto i nostri primi speaker. Innanzitutto 3 esponenti che vengono dal mondo della politica e dell'amministrazione, diciamo. Allora invito sul palco Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, che insomma che ringrazio particolarmente perché direi i posti centrali, noi ci mettiamo di lato. Infatti, che ringrazio particolarmente perché è venuto tutti gli anni, è un nostro ospite fisso, insomma, e porta sempre un contributo molto proattivo e utile. E Lorenzo Minganti, direttore generale del Comune di Padova, che adesso, eccolo lì che sta arrivando, perfetto. Arriva. Invece dovremmo avere in collegamento video Alessandra Moretti, europarlamentare, perfetto, Buongiorno. e la vediamo qui dietro, Buongiorno. benissimo. Accomodati pure qui. L'invito, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, cediamo direi ai lati e iniziamo questa prima parte del panel. Dopodiché c'era una seconda parte dove interverranno le aziende presenti sul territorio e vediamo loro in quale modo declinano la sostenibilità a livello territoriale. Allora io comincerei dal presidente di ANCI perché sì è sindaco di Treviso ma in realtà appunto rappresenta le centinaia di comuni del Veneto. Naturalmente è una posizione privilegiata per quanto riguarda il percorso di transizione energetica, quella dei comuni, della rete dei comuni, la capillarità è fondamentale. È vero, come è stato già detto, che ci sono grandi disponibilità economiche messe a disposizione dal PNRR e è altrettanto vero che non è sempre facile, soprattutto per i piccoli comuni che sono invece veramente molto importanti, riuscire a gestire. Allora, com'è che si sta sviluppando il percorso di transizione energetica nella rete dei comuni del Veneto? Innanzitutto grazie per questo invito, ogni anno accetto davvero molto volentieri perché mi piace che i temi vengano affrontati non di pancia ma in modo scientifico, in modo professionale, in modo dettagliato, perché da qui poi nascono delle riflessioni per consentire ai vari livelli istituzionali, io parlo per i comuni, di crescere. E ogni anno ripeto questa introduzione, non vengo qui a fare il brutto anatroccolo perché tendenzialmente i comuni rischiano di essere sempre l'ente quello un po' più lento, un po' più zoppo, un po' meno preparato, perché tu più scendi di dimensione di comuni e più grandi sono le difficoltà anche da un punto di vista organico e di competenze, e è un po' così. Però per parlare della transizione energetica partirei anche da un'analisi dei bilanci, che poi credo che qui il nostro direttore generale del Comune di Padova ci potrà dire qualcosa. Però quest'anno i bilanci dei comuni sono andati praticamente quasi tutti in default, o meglio non sono andati in default perché i sindaci veneti sono molto bravi, attenti a risparmiare, però sono esplosi i costi energetici dei nostri enti. Ma esplosi significa che nel bilancio del Comune di Treviso mancano dai 13 ai 15 milioni di euro, non tutti legati all'aumento dei costi energetici, ma gran parte. Allora dico, se noi avessimo affrontato prima questo tema, oggi probabilmente avremmo nelle casse comunali
10, 13, 15 milioni che potremo utilizzare per altri tipi di investimenti, per sostegno al sociale, per sostegno alle famiglie, tutti altri temi che dovremo affrontare in un altro panel, in un altro dibattito. Però la verità è che noi siamo chiamati a giocare questa sfida oggi, consapevoli dei ritardi, consapevoli delle difficoltà, ma anche consapevoli delle opportunità che il PNRR, l'Unione Europea in modo particolare, il Ministero, la Regione ci mettono a disposizione, e lo sforzo che i comuni stanno facendo, e qua consentitemi di dire assistiti dalla struttura di ANCI. Qui abbiamo anche il direttore, il dottor Muoio, che su questa partita mi sta sostenendo molto, perché io sono la parte politica dell'associazione, poi c'è una parte invece operativa e amministrativa che è qui rappresentata dal dottor Muoio, che accompagna tutti i comuni, soprattutto quelli più piccoli, a non perdere tutta una serie di opportunità, o peggio ancora a finire in cattive mani nella gestione dei bandi piuttosto che delle progettualità, perché come dicevo anche nella passata edizione, il mondo privato, che è un supporto importante, si distingue tra buoni privati e meno buoni privati. Ci sono dei privati che hanno a cuore anche la bontà e gli interessi dell'ente, ci sono dei privati, pochi per fortuna qui in Veneto, che hanno a cuore soltanto gli interessi della propria azienda. Però devo dire che i comuni, quantomeno in Veneto, nonostante i ritardi anche normativi, perché la confusione è regnata sovrana, io dico che di comunità energetiche ne stiamo parlando da 3 anni, abbiamo fatto convegni, poi abbiamo fatto tavole rotonde, poi convegni, poi una tavola rotonda, poi un altro convegno, per arrivare che dopo 3 anni adesso abbiamo le idee un po' più chiare su come partire. Nel frattempo siamo riusciti a far poco. Però devo dire che in Veneto, grazie al nostro supporto, quantomeno abbiamo cominciato a preparare dei progetti di previsione che ci consentono di essere oggi pronti. E cito il caso del mio comune, perché lo cito con grande orgoglio, anche perché è stato un lavoro di squadra dove attraverso fondi regionali, fondi propri e anche delle opportunità legate al PNRR riusciremo, e stiamo cominciando, oltre a bonificare un'area di 160.000 metri quadri che è un'ex discarica, quindi sarà il più grande intervento di bonifica ambientale della storia della mia città. Lì andremo a realizzare anche la prima comunità energetica con un parco fotovoltaico da 1 megawatt, al quale andremo a collegare case di riposo, asili nidi, tutte quelle utenze pubbliche che sono caratterizzate dalle rette familiari, in modo tale che abbassando i costi dell'energia elettrica riusciamo a dare un beneficio concreto anche alla famiglia abbassando le rette. Quindi la sfida è aperta, la sfida la stiamo giocando, serve l'aiuto di tutti, servono questi momenti di confronto e serve soprattutto un'assistenza che ci possa accompagnare tra i meandri burocratici. E da chi dovrebbe venire questa assistenza? A chi vi rivolgete per avere questo tipo di aiuto che possa mettere nelle condizioni anche i piccoli comuni di sfruttare tutte le opportunità? Diciamo che in un paese normale tu dovresti essere accompagnato da un ministero, da un governo. Oggi devo dire che forse le difficoltà che stiamo vivendo sono a tutti i livelli, no? I ritardi, che sono un po', ahimè, una caratteristica italiana, cioè noi poi nei ritardi riusciamo sempre a destreggiarci perché siamo italiani, però se avessimo avuto la possibilità quantomeno di organizzare meglio questo cambio epocale che vedrà protagonisti i nostri comuni e le nostre comunità, perché qui incidiamo anche nella qualità della vita dei nostri cittadini, ecco, forse oggi riusciremo a essere più efficaci e più puntuali nel vincere questa sfida, perché la sfida comunque noi la vinceremo. Cioè noi in Italia abbiamo solo una grande fortuna, che alla fine in qualche modo le sfide le vinciamo. Però per chi fa il sindaco, credetemi, è davvero molto molto faticoso, però noi ci siamo e devo dire che in questo caso ANCI sta facendo un lavoro straordinario. La Regione Veneto per fortuna è al fianco dei comuni, mettendo anche importanti risorse. Uno sforzo in più da parte del governo, francamente io lo chiedo, ma perché questa è davvero la sfida. Sottolineo anche che
che il tema dell'energia è strettamente legato ovviamente ai temi ambientali e per esempio il 22 di aprile, proprio con un'iniziativa che parte in Veneto, andremo ad affrontare a Milano insieme il Comune di Treviso col Comune di Venezia, poi si è aggregato anche Padova, Vicenza, perché in realtà è un invito aperto, però l'iniziativa è partita Treviso, Venezia, Milano, Torino e Bologna. Andremo ad affrontare il tema dell'inquinamento della pianura padana, perché continuare a vedere che a Padova c'è il centro-sinistra, il centro-destra attacca il sindaco per l'inquinamento, a Treviso c'è il centro-destra, il centro-sinistra attacca il sindaco per l'inquinamento, forse è bene che sediamo tutti attorno a un tavolo e cerchiamo di capire, soprattutto a livello superiore, ma anche molto superiore, e qui mi rivolgo all'Europa, come poter affrontare in modo strutturale un tema così importante come l'inquinamento del bacino. Proviamo a sentire l'Europa? Sentiamo l'Europa. Alessandra Moretti. Eccoci. Eccoci Chiamate qua. l'Europa e l'Europa risponde. Cerchiamo. L'Europa può portare un supporto in questa partita della sostenibilità? Allora, intanto grazie davvero per questo forum così significativo che approfondisce tematiche così importanti. Fatemi salutare innanzitutto Mario Conte, presidente dell'ANCI, sta svolgendo bene un ruolo molto difficile perché, come ci ha raccontato fino adesso, i problemi che i sindaci devono, a cui devono far fronte sono sempre più importanti e riguardano anche la salute dei propri concittadini. Si parlava adesso di qualità dell'aria e noi sappiamo che purtroppo in Italia muoiono circa 60.000 persone proprio da polveri sottili. Quindi l'impegno dei sindaci per fare in modo che le procedure, i livelli, i target che noi dall'Europa fissiamo siano effettivamente poi concretamente applicabili. Questo è importante, quindi un saluto a lui, un saluto al Comune di Padova. Ovviamente prima ho sentito il vice sindaco Michalizzi, che ringrazio perché sono oltre 600 milioni di euro quelli che arrivano dall'Europa e che i comuni hanno la possibilità di spendere. Il Comune di Padova è uno di quelli che li spende di più e bene, soprattutto nelle infrastrutture per la mobilità sostenibile, questo è molto importante. Poi il presidente Destro, al quale devo riconoscere una presenza costante in Europa. Con Confindustria io mi sono confrontata spesso sulle posizioni che in questa difficile legislatura abbiamo portato avanti, soprattutto per quanto riguarda le politiche ambientali del Next Generation EU e di una transizione che deve aiutare soprattutto la piccola e media impresa, la microimpresa a arrivare a quei livelli fissati senza perdere nulla, senza lasciare indietro nessuno. Quindi io oggi vi racconterò, mi concentrerò soprattutto sul tema appunto di quello di cui mi sono occupata in Commissione Ambiente. Io ho avuto la fortuna di essere relatrice di un provvedimento che rappresenta la seconda gamba del New Green Deal europeo, che si chiama Regolamento sull'ecodesign. Ma voglio anche dirvi che transizione ecologica e transizione digitale sono diventate due obiettivi cardini, dei paesi dell'Unione Europea rappresentano e possono rappresentare, anzi devono rappresentare una fonte di crescita e di competitività in tutti i settori. Il concetto secondo il quale bisogna aiutare le nostre imprese ad essere innovative e sostenibili sfruttando le nuove tecnologie non è più un pensiero diffuso, ma è un'esigenza concreta e le soluzioni green e digitali diventano due facce della stessa medaglia. Ora, io credo che noi dobbiamo concentrarci e fare molto di più sulla nuova strategia industriale per l'Europa, dove si sottolinea come la doppia transizione ecologica e digitale influenzi l'economia, influenzi la società e influenzi anche l'industria in ogni suo aspetto. Ora, il regolamento sull'ecodesign di cui mi sono occupata per il Parlamento stabilisce un quadro di norme volte a fare in modo che tutti i prodotti che entreranno sul mercato a partire dal 2027
siano dei prodotti che non si trasformino più in un rifiuto, ma che attraverso, diciamo, la riqualificazione, la rigenerazione, la riparazione possano essere reimmessi sul mercato secondo quella che noi chiamiamo ormai da tempo economia circolare. Il regolamento avrà un impatto forte su migliaia di prodotti che vanno dal tessile, dall'arredamento, dai mobili, dalle vernici e anche dai prodotti elettronici, diciamo, e introduce questo regolamento in particolare uno strumento che abbiamo chiamato passaporto digitale, che rappresenterà un'importante innovazione nel panorama attuale proprio per promuovere questa circolarità. Cioè noi attraverso questo strumento daremo al consumatore la possibilità di scegliere i prodotti che sono maggiormente sostenibili, che vanno verso la tutela dell'ambiente, ma che sono anche efficienti dal punto di vista energetico e meno inquinanti. Il consumatore attraverso il passaporto potrà conoscere se quel prodotto potrà essere riparato e che quindi non diventerà un rifiuto veloce e essere consapevoli anche su quello che acquistano e di scegliere appunto per il rispetto ambientale. In questo passaporto il consumatore avrà tutte le informazioni accurate e aggiornate che riguardano appunto quel prodotto e è stata, diciamo, inserita questa innovazione perché da un recente studio fatto dalla Corte dei Conti europea si è evidenziato che le strategie e i finanziamenti europei hanno avuto un impatto molto modesto sulla transizione verso un'economia circolare e che il ritardo maggiore l'hanno avuto soprattutto relativamente alla progettazione circolare. Il regolamento quindi rappresenta una grande innovazione, una grande opportunità per invertire questa tendenza, perché non è diciamo sufficiente solo investire nella gestione del rifiuto, ma è necessario investire sulla progettazione circolare e quindi appunto sull'ecodesign. Ma non è ovviamente importante solo come progettiamo il prodotto, ma come lo realizziamo, in quali aziende e anche in quali condizioni di lavoro, perché nel settore tessile, ne ho parlato recentemente proprio a Venezia su questo, a livello mondiale voi sapete lavorano più di 60 milioni di persone, la maggior parte sono donne e spesso nel mondo le paghe di questi lavoratori, di queste lavoratrici sono molto bassi, inferiori ai livelli di sussistenza e quindi condizioni di lavoro molto pericolose, per cui non sto parlando del continente europeo dove ovviamente gli standard sono molto elevati, ma sto parlando di tutti quei paesi da cui però provengono molte delle materie su cui poi il prodotto si basa per essere realizzato. Ecco, per cui è importante che l'Europa si occupi anche di sostenibilità sociale, aiutando diciamo, le nostre imprese, il mercato interno europeo a rimanere competitivo e a non subire una competizione sleale da questo punto di vista, e abbiamo richiesto proprio maggiori finanziamenti per le autorità di controllo che devono essere messe nelle condizioni poi di poter diciamo, fare queste verifiche sui prodotti e materiali in ingresso in Europa, soprattutto considerando il livello esponenziale di crescita delle vendite online, che sono molto più faticose da poter in qualche modo controllare. Un altro punto molto importante riguarda diciamo, il prodotto invenduto. Voi sapete che la distruzione dell'invenduto sta diventando un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione Europea e questo equivale ad una perdita di risorse economiche poiché le merci diciamo, vengono prodotte, trasportate e successivamente distrutte senza mai però essere utilizzate per lo scopo previsto. Questo regolamento quindi rappresenta davvero una svolta, una presa di coscienza, perché l'introduzione che abbiamo inserito del divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, che inizialmente si applicherà ai tessili e alle calzature, contribuirà davvero ad un cambio di paradigma
soprattutto per quello che è il cosiddetto fast fashion, per cui non ci sono più un paio di collezioni l'anno, ma ce ne sono 7, 8 e tutto quello che appunto non viene venduto viene utilizzato come materiale da distruggere. La proposta poi protegge il consumatore dalle sostanze pericolose e anche qui, guardate, è un colpo duro soprattutto per quelle aziende che producono in paesi come Cina e Bangladesh, dove il prodotto è realizzato a condizioni sociali molto molto precarie, ma utilizzando anche sostanze molto pericolose che rilasciano microplastiche al lavaggio e quindi non sono pericolose solo per diciamo la salute del consumatore, ma anche ovviamente per l'ambiente. Quindi questo rapporto affronta la questione del rilascio di microplastiche e microfibre nell'ambiente. Dopodiché ribadisco, alla fine del loro ciclo di vita i prodotti non saranno più rifiuto, fonte quindi di inquinamento, ma saranno e rappresenteranno una nuova fonte, diciamo, di risorse da riutilizzare nel processo produttivo. È chiaro che noi cercheremo poi di fare un lavoro importante nell'educazione, creare cioè una cultura, ecco, per lo stile di vita delle persone, affinché siano i cittadini in qualche modo con la loro scelta e con le loro scelte a condizionare anche il modo di produrre e come produrre e la qualità della produzione, soprattutto in un settore come il tessile, dove davvero il nostro paese con il Made in Italy rappresenta un'eccellenza che deve essere però salvaguardata rispetto a quello che non è Made in Italy e che quindi può produrre invece una competizione molto sleale. Onorevole Sì? Moletti, la interrompo perché lei Prego. sta parlando di regolamenti, di indicazioni. Ecco, siamo in una fase un po' particolare, evidentemente in campagna elettorale europea, e stiamo andando come cittadini verso una scelta importante. L'Europa spesso viene vissuta come o dipinta, insomma, come un generatore di regolamenti, di vincoli, forse un po' troppo distanti dalla percezione della reale vita quotidiana, delle necessità degli imprenditori. Io sto pensando all'automotive con il regolamento, che è sicuramente meritorio, ma che è stato vissuto in Italia un po' come calato dall'alto, no? Sulla questione del motore endotermico che deve essere bloccato a date veramente ravvicinate, eccetera. Ecco, che tipo di percezione lei pensa si possa arrivare a dare e che tipo di concreta vicinanza da parte dell'Europa ai cittadini? Altrettanto, qui poi mi dica lei, che tipo di Europa stiamo per scegliere? Che cosa ci possiamo aspettare dopo il 9 di giugno, quando saremo chiamati tutti quanti a esprimere una preferenza, un voto e quindi insomma ci sono tensioni sovraniste, sappiamo bene, insomma. Ecco. La ringrazio di queste due domande. Mi scuso perché mi avevano detto che dovevo parlare solo, diciamo, di questioni di merito e non entrare, ma diciamo... noi invece interrompiamo e rendiamo... Grazie. Grazie, mi ha fatto due domande molto importanti perché mi danno diciamo la possibilità di raccontare quello che realmente accade qui in Europa, dove voi sapete io mi sono dedicata per 5 anni, ho trasferito pure la mia famiglia qui per seguire diciamo i lavori parlamentari che sono stati estremamente complicati dalla pandemia in avanti, hanno richiesto una presenza assidua e io penso che l'Italia possa davvero diciamo essere fiera anche del lavoro che trasversalmente i suoi deputati europei hanno fatto nel corso di questi anni così complicati e difficili. Abbiamo, è vero, lei ha ragione, quando dice che l'Europa appare, spesso viene anche raccontata come una zia acida, no? Cioè come un'istituzione che insomma impone e basta. In realtà non è così, nel senso che è facile raccontarla così, è molto più facile che passi questo messaggio negativo. In realtà è vero, l'Europa condiziona l'80% delle scelte dei parlamenti nazionali,
però l'Europa è anche quella che dalla pandemia in avanti, grazie a un grande presidente che è stato David Sassoli, è riuscita veramente ad esprimere invece la grande solidarietà, il grande senso di responsabilità, facendo debito comune per la prima volta oltre 1.000 miliardi e stanziando appunto 200 miliardi per l'Italia, 25 miliardi solo per la transizione, 50 miliardi solo per la sostenibilità, 20 miliardi per il programma SURE che ha sostenuto le casse integrazioni. Allora, è vero che noi abbiamo alzato i target, perché? Perché noi riteniamo che la questione ambientale sia strettamente connessa con la questione della salute e non ne parliamo oggi, ma voi sapete insomma che quando si parla di inquinamento, di qualità dell'aria, ma di quello anche che beviamo, di quello che mangiamo, è salute e quindi abbiamo una grande responsabilità, l'ha detto prima anche il sindaco Conte, no? In questo. Allora sì, abbiamo fatto diciamo dei provvedimenti molto ambiziosi anche sulle auto, abbiamo imposto che dal 2035 le case produttrici non possono più costruire e realizzare auto a combustione, ma si dovranno concentrare nell'elettrico e nell'idrogeno. Vi do però una notizia, e cioè che nel 2030 rispetto ai 200.000 veicoli, per esempio, elettrici che già circolano in Italia, ce ne saranno 6 milioni e dal 2026 i costi, diciamo, dell'auto elettrica rispetto all'auto a combustione si equiparranno. Questo vuol dire che ci sarà un impegno veloce, le case produttrici, le aziende stanno correndo anche per garantire, diciamo, un'innovazione tecnologica e l'Europa su questo sta investendo centinaia di milioni per esempio la realizzazione di batterie, per capire come smaltire le batterie, per capire come fare in modo che le batterie durino di più e quindi che siano, diciamo, sostenibili davvero. E dopodiché gli scontri ci sono gli scontri tra paesi, ma noi dobbiamo andare avanti in quest'idea di Europa forte, di Europa autorevole, di Europa che riuscirà, come dire, a stare nel panorama geopolitico non più, guardate, con dei player forti come Stati Uniti, Russia, ma il prossimo player davvero più forte di tutti sarà la Cina. E noi, se vogliamo ad essere un continente europeo che sta su quel piano di competitività, dobbiamo crescere nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella sostenibilità, perché la sostenibilità sarà un processo di competitività, cioè il fatto che noi abbiamo deciso di essere al 2050 il primo paese al mondo ad emissioni zero, magari non sarà il 2050, sarà il 2055, perché non sono termini ovviamente perentori questi, no? Quindi saranno, diciamo, sempre possibili delle deroghe, però noi vogliamo un'Europa più forte, capace di competere su questi piani, sull'innovazione, soprattutto sulla qualità, oppure vogliamo un'Europa debole, visto che lo è per esempio dal punto di vista demografico. Noi stiamo subendo, no? Il gelo demografico, non si fanno più figli, l'Europa è un paese dove non nascono più bambine, ci sono sempre più vecchi che richiederanno ovviamente, gli anziani, assistenza, una, diciamo, attenzione per una sanità pubblica di qualità per tutti. Quindi quale Europa vogliamo sostenere? Io ho un'idea che la prossima legislatura europea dovrà essere una legislatura costituente, dove noi andiamo a cambiare i trattati, dove noi andiamo ad attribuire più competenze all'Europa, 2 su tutte, politica estera e difesa comune europea, tenendo insieme anche il sostegno e le risorse per i corpi civili di pace, cioè oggi è il presupposto della pace che è venuto a mancare, quello su cui è nata e si è fondata e si è tenuta insieme l'Europa. Una guerra, quella scatenata da Putin, che ci ha rimesso in discussione anche la nostra indipendenza energetica, quindi il Repower EU per togliere, no, la dipendenza dal gas russo dall'85%, oggi il 20%, l'investimento sulle rinnovabili, ma non basta. Insomma, è complicato ed è complesso raccontare tutto quello che noi stiamo affrontando e io dico sempre diffidiamo da chi ci offre soluzioni semplici a problemi invece che sono complessi e che richiedono complessità. Allora l'8 e il 9 giugno i cittadini hanno la possibilità di scegliere innanzitutto che la utilizzino al meglio quella scelta, cioè il fatto di andare a votare, di scrivere il cognome, visto che c'è questa possibilità del proprio rappresentante, e poi di seguire quel rappresentante, di tenersi costantemente connessi. Io perché prima ho citato
l'ANCI con il sindaco Conte, perché ho citato il sindaco Giordani di Padova, perché ho citato Destro, perché avere dei rappresentanti in Europa che tengono le relazioni con tutti questi soggetti istituzionali che lavorano sul campo significa per noi costruire, diciamo, processi legislativi, norme, regolamenti, direttive che servano, che siano utili e che soprattutto possano essere applicabili. Ecco, questo è l'augurio, diciamo, che io faccio all'Europa del domani, l'Europa che dovremo scrivere noi, che dovremo decidere noi quale strada dovrà, diciamo, intraprendere. Grazie, veramente interessante. È evidente che l'interlocuzione con l'Europa è uno dei passaggi chiave, quindi siamo tutti quanti un po' responsabili delle scelte che andremo a fare. Dall'Europa, prima abbiamo parlato di Veneto, andiamo sulla dimensione comunale. Al direttore generale Minganti andiamo proprio sul concretissimo, transizione energetica certo, ci interessa evidentemente l'intervento più forte, più evidente, più fastidioso anche in un certo senso, che è quello del tram, della mobilità sostenibile. Insomma, se vogliamo fare un punto, se vuole prima fare un'introduzione velocissima su quello che sono i temi della transizione energetica per un comune come Padova, ma poi vorrei andare veramente sul tram, che è una delle cose che ci accorgiamo di più, insomma, che si vede, che si tocca e che si subisce appunto per un futuro migliore, speriamo, no? Peraltro sono temi connessissimi con quelli emersi nell'intervento di Alessandra, e quindi anche il tema della mobilità, del cambiamento, dell'evoluzione della mobilità, tocca anche il tema del trasporto pubblico. Bene, grazie. Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Il Comune di Padova ha aderito e sostenuto questa iniziativa con vivo entusiasmo, visto che riteniamo di essere una delle amministrazioni comunali nel panorama italiano che crede di più nelle politiche di sostenibilità ambientale. E anche l'intervento che mi va citato adesso, quello del tram, si inserisce assolutamente in questa cornice. Allora, due brevi parole per capire in che ambito ci muoviamo. 33 miliardi di tonnellate all'anno sono le emissioni di CO2, fatte per più della metà solo da 3 paesi, Cina, Stati Uniti e India. 350 milioni di tonnellate quelle italiane, 1,9 milioni quelle di Padova, 1,9 milioni quando abbiamo iniziato a fare questi conti, quindi 2005, che sono già scese a circa 1,6 milioni, 1,5 milioni tonnellate annue di CO2, quindi CO2 è il principale, non il solo, ma il principale dei gas climalteranti, ricordiamoci ci sono anche i metani, i protossidi d'azoto, eccetera. Di queste emissioni, per dire dei numeri in una maniera che si possono ricordare, 1/3 viene dal trasporto, 1/3 viene dalle emissioni civili, fondamentalmente al riscaldamento, e 1/3 viene dalle industrie, quindi 1/3, 1/3, 1/3. Dobbiamo intervenire naturalmente su tutti questi tre ambiti per risolvere il problema. Padova si è candidata ed ha ottenuto un titolo, come dire, di particolare prestigio, ma anche un grande onere, e cioè siamo una delle 9 città in Italia che si è posto l'obiettivo della neutralità carbonica al 2030. Sono 100 in tutta Europa, 9 di queste sono appunto in Italia, Padova è una di queste. Quindi deve lavorare per ottenere questo risultato. E ripeto, sul civile, sul trasporto, sull'industria. Sul trasporto, che è quello su cui mi veniva fatta la domanda, il cavallo di battaglia, il perno di tutte le politiche che mettiamo in essere è quella del tram. Tram che non è solamente un mezzo di trasporto comodo, efficiente e bello, come raccontiamo sempre, ma è anche un mezzo di trasporto che ci consente di diminuire considerevolmente le emissioni di CO2. Perché l'obiettivo del tram è semplicemente questo, e qui rasento l'ovvietà, di fare in modo che tanti dei nostri concittadini non utilizzino più l'automobile, perlomeno negli spostamenti urbani, poi con l'ambizione che lo facciano anche in altri spostamenti, e utilizzino appunto il trasporto pubblico locale. Cioè, questo non è certo un tema nuovo, però si dice sempre, o meglio,
la Vox Populi che si sente sempre quella, ah sì, io lo userei il trasporto pubblico se solo fosse più efficiente, se solo fosse più puntuale, se solo fosse più capillare. Ecco, con la politica di trasporto che stiamo mettendo in campo e che dovrà necessariamente essere già funzionante per giugno 2026, perché? Perché è finanziata PNRR e giugno 2026 è la scadenza, pena la revoca dei contributi, è la scadenza entro cui l'Europa ci chiede che questi investimenti, come si dice adesso, siano messi a terra, cioè siano realizzati. Quindi per giugno 2026 Padova avrà una rete di tram assolutamente capillare, quantomeno sulle sue 3 linee di forza, cioè linee di forza in gergo trasportistico sono quelle che trasportano più di 2000 persone per senso di marcia all'ora, quindi quelle dove c'è tanta gente che si sposta. Ma non solo, questa rete tranviaria sarà affiancata da numerosi mezzi elettrici, autobus elettrici, quei pochi che non saranno elettrici saranno comunque a metano in attesa di essere convertiti anche questi, per avere insomma una mobilità pubblica assolutamente sostenibile. Questo grande investimento è possibile per le risorse che ci sono messe a disposizione dal PNRR. È già stato detto un paio di volte stamattina, lo ricordo ancora, Padova ha ricevuto 644 milioni di euro dal PNRR. È la città d'Italia, e come comunità padovana dobbiamo esserne orgogliosi, è la città d'Italia che è riuscita ad ottenere la maggior quantità di contributi PNRR pro capite, cioè oltre 3.000 euro a cittadino, dal neonato fino agli anziani. Ognuno sta ricevendo 3.000 euro di investimenti su questo territorio. E sappiate che i secondi in graduatoria non è che ne hanno 2.900, ne hanno molti meno. Tanto per darvi, Roma ne ha 1.200, Milano ne ha 800 ad abitante, Padova 3.000, quindi per farvi capire il grande sforzo, il grande impegno, la grande capacità che c'è stata di catturare le risorse messe a disposizione dal PNRR. Di questi 644 ovviamente la parte principale lo fa il già citato tram per circa 540, poi ne abbiamo un'altra ventina, visto che parliamo di trasporto, per l'elettrificazione degli autobus, quella a cui facevo riferimento poco prima. Io sono davvero convinto che il tram sarà un grandissimo successo, non solo perché lo realizzeremo nei tempi, quando noi ci prendiamo degli impegni e li rispettiamo, ma sarà un grandissimo successo da parte dell'utenza, della domanda di trasporto pubblico locale. Anche qui 2 dati, io ogni tanto tendo ad ubriacare il mio interlocutore con i dati, ma io non sono tanto bravo nella comunicazione empatica, a me piace l'aridità dei numeri, perché quella non mente mai, se i numeri li si usano correttamente. E cioè voi sapete che Padova ha già attualmente in servizio, da circa 15 anni, una linea del tram, la SIR 1, che va da sud a nord e da nord a sud. Bene, questa linea già oggi sposta ogni giorno feriale 33.000 persone, 25.000 nei festivi. Sono molti, sono pochi? Beh, sappiate che questa una sola linea sposta una persona su 5 di quelle che usa il trasporto pubblico locale in area urbana. Cioè una sola linea già va a servire una persona su 5. Voi pensate, ripeto, al di là dei numeri, qui basta il buon senso, quando avremo 3 linee, quindi avremo la 2 est-ovest e la 3 dalla stazione fino a Bolta Barozzo. Okay? Quindi mi sembra intuitivo, al di là di ogni previsione di ogni matrice trasportistica, quanto una linea capillare di tram riuscirà a mettersi a disposizione della città, a servire i cittadini e l'utenza. Naturalmente saranno realizzati ai terminali delle linee, ma anche in posizione intermedia dei parcheggi di attestazione, i cosiddetti parcheggi scambiatori, che consentiranno di arrivare fino a un certo punto con l'auto. Sarebbe meglio, non solo con l'auto, arrivarci già con il trasporto pubblico extraurbano, ma qui non mi soffermo perché abuserei del vostro tempo, e a quel punto cessare di utilizzare il mezzo privato, dove magari in quei parcheggi saranno a disposizione anche stazioni di ricarica elettrica, alimentati prevalentemente da energia fotovoltaica, e a quel punto utilizzare il tram per muoversi all'interno di Padova. Se il tram non ci porta esattamente dove dobbiamo andare, non c'è problema. Ci saranno autobus elettrici a corollario della rete
e più tutti gli altri strumenti della mobilità dolce, di sharing mobility, monopattini, bici elettriche, eccetera, che già vedete e che continueremo a potenziare mettendoli in rete anche con i comuni contermini della prima cintura. Minganti, insomma, vediamo se riusciamo dopo a fare ancora un piccolo punteggio sul fatto che c'è bisogno di più pedonalizzazioni, perché se togliamo le auto dal centro automaticamente credo che il tram e le altre maniere di movimento possano essere stimolate. Forse qualcuno si lamenterà che non può parcheggiare sotto casa, ma insomma, e poi le piste ciclabili, eccetera, eccetera. Ma mi interessava, proprio prima di chiamare gli altri relatori sul palco, capire se il 2026 è una data in cui all'improvviso si girerà l'interruttore e le 2 o 3 linee di tram inizieranno a funzionare, oppure se ci sarà una gradualità, ovvero c'è la possibilità di attivare una linea di tram anche parzialmente e quindi prima? Sì, allora grazie della domanda. Dunque, intanto la linea SIR 3, quindi stazione Volta Barozzo, sarà pronta prima, nel senso che quella era, anzi così sfoggio un ulteriore elemento di orgoglio per la nostra amministrazione, la linea SIR 3 era finanziata con risorse statali. Dopodiché cosa è capitata? Siamo stati contattati nell'autunno scorso dal Ministero delle Infrastrutture che ci ha chiesto di fare il cosiddetto shift, lo spostamento di risorse, cioè di finanziare quello che era già in essere, già cantierato fra l'altro con risorse statali, da risorse statali a risorse PNRR. Perché questo? Lo diciamo garbatamente, però perché c'erano altre città che avevano ottenuto risorse PNRR, sempre per infrastrutture rapide di massa, e non erano assolutamente in grado di spenderle entro giugno 2026. Quindi ci è stato chiesto: siete disponibili voi ad utilizzare i soldi di quelle altre città e i vostri soldi statali di darli a loro? Naturalmente nell'ottica di cooperazione e di dare una mano al Paese abbiamo risposto affermativamente. Ecco perché SIR 3 adesso è linea PNRR, però quella sarà assolutamente pronta prima. Inoltre stiamo in effetti pensando, anche ragionando su quello che c'è in città, quindi degli oggetti che ci sono in città, se ci possono essere dei sottosegmenti di linea che possano entrare in esercizio prima. Quindi non riesco naturalmente ancora a sbilanciarmi a dire quali saranno e con che termini, però la risposta è assolutamente affermativa. È una riflessione che stiamo facendo, anche perché naturalmente un sistema di trasporto rapido di massa funziona quanto più fa massa critica. Cioè le linee non devono essere isolate fra di loro, ma chi prende le linee deve poter andare anche sulle altre. Banalmente ci dà un titolo domani sul giornale, insomma, forse già oggi sul sito. Grazie. Bene, allora chiamiamo adesso, come anticipavo prima, i 3 esponenti del mondo aziendale. Direi che si aggiungono a noi qui sul palco, ma rimangono anche i 3 esponenti del mondo della politica e dell'amministrazione, perché la nostra idea è che poi sia anche circolo virtuoso di discussione, quindi invito anche alla brevità dell'intervento iniziale, così poi riusciamo a fare anche un po' di interscambio. Allora invito Riccardo Benzic innanzitutto, dirigente di APS Holding, anche lui è un evergreen di 2050, nel senso che ha partecipato come Mario Conte ad ogni edizione, lo ringrazio molto per la sua presenza. Accomodati Riccardo. E Roberto Gasparetto, che è l'amministratore delegato di Acegas APS Amga, che peraltro è fondamentale sponsor della nostra... Vieni Roberto, accomodati. E Angelo Pigatto, di Aspiag, e più specificamente il responsabile della tematica della sostenibilità. E quindi in questo caso abbiamo un'azienda integralmente privata, che quindi porterà un punto di vista leggermente diverso dalle aziende con una partecipazione pubblica che sono finora salite sul palco. Allora, partirei con Riccardo. Riccardo, abbiamo parlato, peraltro tu ben conosci anche la tematica del tram di cui abbiamo parlato adesso. D'altra parte, oltre che col trasporto pubblico, la sostenibilità si fa anche in altro modo, ad esempio costruendo una città intelligente, ad esempio con anche piccole cose di arredo urbano.
Sì, grazie. Innanzitutto un saluto a tutti. E sì, mi riallaccio un po' al discorso fatto in precedenza. Io un po' temevo di di aprire un discorso che magari andasse un po' fuori linea rispetto alle precedenze, perché si parlerà sicuramente di grossi progetti. Io invece vorrei focalizzarmi su delle cose, tra virgolette, minori, quello che uno studioso come Richard Sennett avrebbe considerato degli elementi messi tra virgolette. Ora io toglierei le virgolette, farei in modo che alcuni elementi anche collaterali e marginali rientrino in un discorso di sostenibilità e di, appunto non solo ambientale, e declinare anche il senso della sostenibilità su diversi aspetti. Allora PS Holding, come molti di voi sanno, è un'azienda multiservizi, è impegnata in prima persona nella realizzazione delle linee tranviarie in quanto soggetto attuatore, e abbiamo anche la gestione dei parcheggi, oltre ad avere un parco fotovoltaico che produce 1 megawatt all'anno, un forno crematorio, e anche lì, come vedete, gli aspetti per cui si può contribuire ad un rispetto che vengono considerati gli obiettivi di una sostenibilità si possono declinare in maniera diversa. Da un lato la viabilità, abbiamo parlato, il dottor Minganti ha parlato appunto dei tram, capace, una volta concluso il sistema, di trasportare almeno 20 milioni di passeggeri all'anno, la sua concordanza con poi i parcheggi scambiatori, dove anche lì una gestione oculata e guardata verso le tecnologie serve anche a ridurre gli impatti ambientali, sistemi tecnologici, informazioni, la possibilità di prevedere gli stati di occupazione, onde evitare anche i cosiddetti giri parassitari, cioè il traffico parassitario. Ma Matteo mi apre un percorso dove appunto in realtà, come ripeto, prendo un po' anche lo spunto degli interventi precedenti, dove abbiamo visto che questi principi toccano dei diversi aspetti che non sono solo quelli economici e ambientali, ma anche di arredo urbano e di elementi cosiddetti minori. Ma elementi minori che possono essere da un lato una specie di microcosmo e dall'altra una riduzione in scala di un processo che a mio avviso è prima di tutto culturale, prima ancora che direttivo e operativo, cioè gli elementi che devono costituire gli aspetti della sostenibilità devono essere appunto interpretati e approcciati sotto diversi aspetti. E quello che oggi volevo proporre come suggestione era l'idea di un progetto che APS sta portando avanti in accordo col Comune di Padova, con gli assessorati di competenza, su un processo di arredo urbano che riguarda un aspetto che era per esempio il verde all'interno delle zone pubbliche. L'idea cioè che un territorio urbano possa essere vissuto da una cittadinanza con un approccio che coniughi anche concetti come inclusività, sfruttamento del territorio e soprattutto fruizione del territorio urbano. Un concetto che abbiamo applicato anche in una gestione di un luogo come si può dire, con una dimensione come quella di un parcheggio urbano che è di per sé considerato come un luogo per eccellenza, è diventato con APS Holding un centro di eventi, di manifestazioni, di aggregazione, cioè trasformare un qualcosa di inerte, un elemento generatore di vita e di partecipazione. Questo modello lo vorremmo replicare anche su elementi tangenziali all'aspetto urbano e che avevamo, in qualche modo pensavo io di concentrare da un punto di vista puramente esemplificativo con il sistema che stiamo pensando della comunicazione dell'attività di advertising nella loro trasformazione digitale e l'applicazione e sostituzione di quelle aree di verde all'interno del tessuto cittadino con le fioriere. Voi dite un elemento così, tra virgolette, sciocco. Sì, è un argomento sciocco, ma l'impostazione deve essere quella che deve riuscire a trovare un punto di connessione, di coerenza che tocchi e che guardi e che rispetti l'aspetto storico, artistico, culturale di una città e che riesca a tradurlo in un oggetto. È possibile avere una qualche... ecco qua, guardate, io non ho mai parlato col supporto delle immagini, la prima volta che lo faccio è in una situazione in cui non era prevista e dunque questo a conforto del mio costante disallineamento. Con un qualche di prosopopea abbiamo
chiamato questo concetto padus, che a parte qualche suggestione di carattere etimologica, vedete richiama alcuni concetti importanti che sono emersi questi oggi, cioè l'ambiente, il digitale, l'urbano e il sostenibile. Cosa significa? Significa che già nella propria concezione, da un punto di vista operativo e stilistico e formale, abbiamo dei riferimenti che si rifanno alla nostra storia locale. Dunque vediamo lì l'immagine dell'orto botanico, che sapete è l'orto botanico più antico. Elementi come questo, che vediamo una rappresentazione con una sorta di ombre cinesi, rappresenta quello che potrebbe essere la distribuzione di una configurazione delle aree verdi con degli elementi accessori che possono essere implementati all'interno di una struttura come quella che vedete proiettata. Parliamo di materiali riciclabili, parliamo di cementi alleggeriti, parliamo di metallo, acciaio, alluminio, parliamo di display sottili, parliamo di elementi complementari come quello che vedete in questa raffigurazione, dove mettono un po' a confronto i diversi elementi, quasi fosse un alfabeto. Vedete gli elementi caratteristici dell'orto botanico, la curva, l'arco di cerchio, l'elemento quadrato, dove una combinazione di questi elementi, di questa specie di appunto alfabeto primordiale, riesce poi a costituire un principio di forma, di pensiero, se vogliamo anche una narrazione urbana diversa. Un'altra suggestione dove potete vedere le possibili amplificazioni di questo tipo di elementi quali sono per esempio la raccolta dei cestini di rifiuti, elementi per l'assistenza di biciclette, un kit di primo soccorso, un elemento per un defibrillatore, pannelli touch di informazioni per i cittadini. Voi capite che stiamo trasformando un concetto inerte, un elemento di comunicazione, di coinvolgimento e di apertura verso la cittadinanza. Alcuni elementi di fioriere mobili che prevedono appunto la possibilità di essere spostati in diversi soggetti, viste dall'alto, ma insomma altri esempi, per esempio sulla transizione digitale, possibilità della trasformazione di alcuni degli elementi dell'advertising in un sistema, come vedete, che può essere declinato anche in forme suggestive. Lasciate perdere il fuoriscala, vedete l'allusione a un centro di Giotto, per esempio, come quello sulla sinistra, dunque anche lì cercando di mantenere un contatto diretto con la nostra città. Dove intervengono gli elementi più specificamente tecnici che riguardano queste ispirazioni? Guardate, sono suggestioni, cioè noi stiamo dicendo che il punto di partenza non è tanto solo il grosso progetto, ma è pensare già concettualmente in anticipo a quelli che devono essere i principi di sostenibilità e di manutenzione dello Stato. Per esempio, il legname deve essere legname che proviene dalle foreste certificate, come per esempio il Forest Stewardship Council, che ci garantisce che provengono da elementi che non sono sottoposti a deforestazione. Molti elementi devono essere materiali di riciclo, tutti devono essere almeno il 70% materiale riciclabile o riutilizzabile. Gli elementi di ingresso non devono essere tossici, ma devono corrispondere a quanto previsto dalla normativa REACH, ad esempio. Ancora una cosa interessante, ecco qua una piccola schizzo sulla distribuzione del verde, piante che siano mangiasmogo, come si chiama, che trattengono polveri sottili, con elementi innovativi. Vedete in alto la figura sulla destra, delle strisce che sono in grado di trattenere l'acqua e rilasciarla nei momenti di maggiore siccità, facendo sì cioè che ci sia una migliore anche preservazione delle piante. Si tratta di elementi al 70% da acido polilattico, il 30% appunto di cellulosa. Ecco, questo soltanto per dirvi che quello che io volevo comunicare è che anche in un micromodello, anche in un elemento di una performazione che magari è una scala ridotta, devono essere comunque conservati e mantenuti quelle suggestioni che ci vengono anche dall'Europa. Parliamo del DSNH, cioè il fatto che non ci vengano fatte delle azioni perturbative o agli sviluppi che siano sostenibili. E in fin dei conti, come ultima cosa, penso anche che un approccio alla bellezza sia anche un aiuto per una migliore qualità della vita. Grazie Riccardo. Grazie.
È interessante proprio l'applicazione concreta di quelli che sono... No, ma è molto giusto, è molto vicino alla fruizione quotidiana e si capisce che anche dal dettaglio di questo genere può venire un contributo importante. Contributo importante che Roberto Gasparetto, che naturalmente sappiamo è amministratore delegato di Acega Sapiesse AMGA, ha nelle sue corde per quanto riguarda la transizione energetica in più campi, evidentemente, dal ciclo dell'acqua al ciclo dei rifiuti, se ne è già parlato, però magari proviamo a inquadrare, vediamo se altrettanto mi trova uno spunto, oltre a un'introduzione generale, anche in qualche cosa di proprio concreto per far vedere dove stiamo andando e come si può andare virtuosamente verso una sostenibilità. Prima dell'intervento del dottor Gasparetto salutiamo il sindaco Mario Conte, che so che doveva sta andare via, scappando. e quindi grazie mille della partecipazione. Ciao Mario. Grazie. Mi servirà. Beh, insomma, intanto grazie. Essere su questo palco nuovamente è sempre un'emozione, perché comunque è l'occasione per parlare nella stessa lingua delle persone che sono interessate a questo argomento, quindi è un momento impegnativo anche per chi come noi appunto abbiamo per ragioni, mi viene da dire quasi di statuto, l'obbligo di essere dei protagonisti delle transizioni. Io sono amministratore delegato di Acega Sapiesse AMGA, che è la società del gruppo ERA che opera nel territorio del Triveneto. Il gruppo ERA siamo 10.000 persone, dico questi numeri perché poi li leggo al posizionamento che abbiamo noi come gruppo rispetto ai temi della sostenibilità. Di queste 10.000 persone, 2.500 lavorano nel Triveneto. Noi ci occupiamo appunto di servizio idrico integrato, raccolta rifiuti, smaltimento rifiuti, distribuzione e vendita gas, distribuzione e vendita energia elettrica, efficientamento energetico degli edifici pubblici, fornitura di energia alle imprese e pubblica illuminazione, nonché servizi per le smart city. Quindi abbiamo un ampio spettro di attività. Noi siamo gli eredi della tradizione delle multi-utility che fin dagli inizi del Novecento hanno caratterizzato lo sviluppo di questo paese. Questo paese è nato perché le utility locali hanno realizzato le infrastrutture che hanno reso possibile gli insediamenti civili e produttivi. Noi siamo gli eredi di quella grandissima tradizione e come tali dobbiamo essere sempre al passo con i tempi, ma addirittura dobbiamo essere anticipatori rispetto a quello che deve succedere, perché le nostre infrastrutture devono essere pronte prima che ce ne sia bisogno. E le nostre infrastrutture adesso hanno dei temi in più da affrontare, che sono quelli dei rischi connessi con i cambiamenti climatici. Quindi abbiamo anche un tema di resilienza delle infrastrutture che un tempo non era il focus, ma che adesso invece diventa uno degli elementi caratterizzanti. Parlando di transizione, noi abbiamo un approccio che vede la transizione energetica, la transizione digitale, la transizione ecologica, le vede inserite in un contesto molto ampio. Il nostro approccio è un approccio, come si dice, olistico, nel senso che noi consideriamo che le transizioni devono essere inserite nel tessuto socio-economico e quindi devono avere una visione integrata, perché non possiamo, per favorire un approccio che magari è risolutivo per una matrice ambientale, penalizzare altri temi che possono essere il sociale, la povertà e quant'altro. Quindi questo approccio che cosa ci ha portato a fare come gruppo in questi anni? Ci ha portato a fare una adesione a dei framework riconoscibili a livello internazionale. Quello più facile da rappresentare è quello dei 17 obiettivi che l'ONU ha stabilito per lo sviluppo sostenibile. Noi come gruppo ERA ci siamo cominciati a confrontare con quegli obiettivi, abbiamo visto che almeno su 11 di quegli obiettivi noi possiamo dare un contributo in alcuni casi decisivo, in alcuni casi marginale, però su ognuno di quegli obiettivi ci siamo concentrati e abbiamo iniziato a misurare qual era il valore generato dal nostro lavoro confrontato con l'attesa di sviluppare quegli obiettivi.
e quello è il concetto di valore condiviso, quindi il valore generato dall'impresa che sia coerente con gli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile. Siamo partiti che la prima misurazione è stata abbastanza sconfortante, avevamo circa un 20%, credo che Lorenzo Minganti, che siedeva nel consiglio di amministrazione di Eraspa da tempo, i primi passi di questa misurazione davano una dimensione di una possibilità di crescita importante. Adesso nel nostro piano industriale abbiamo intanto consuntivato una chiusura dello scorso esercizio che abbiamo superato il 60% di valore condiviso, quindi le attività che abbiamo sviluppato noi sono per il 60% coerenti con gli obiettivi ONU e abbiamo un obiettivo di piano industriale di crescere ancora. Questo che cosa significa? Significa responsabilità. Noi approcciamo la sostenibilità con un tema di responsabilità. Ci rendiamo conto che per la dimensione che abbiamo non possiamo disattendere questo ruolo che abbiamo di interfaccia tra i bisogni della sostenibilità e il territorio che noi serviamo. Noi abbiamo la responsabilità di fare tutto quello che è possibile perché le nostre infrastrutture, i nostri servizi, le nostre persone operino nella direzione della sostenibilità. Quindi questo concetto del valore condiviso è un concetto che noi stiamo via via facendo diventare un elemento distintivo del lavoro di tutte le nostre 10.000 persone. E questo come lo facciamo? Lo facciamo con il nostro sistema integrato di gestione, che è sostanzialmente un sistema di procedure che porta tutte le persone che lavorano nella nostra società a lavorare in questa direzione. Ma adesso la frontiera futura è una frontiera ancora più impegnativa perché gli obblighi di rendicontazione in questo senso sono degli obblighi che il Corporate Sustainability Reporting Directive ci impone di rendicontare le attività per come le facciamo noi dentro le nostre mura, ma anche tutto quello che riguarda la supply chain, tutta la catena della fornitura. Questo significa che noi dobbiamo lavorare per fare in modo che cresca il tessuto di imprenditoriale e sociale che ruota attorno alla nostra attività, perché tutta la filiera che noi gestiamo deve essere sostenibile. In questo modo noi riusciremo a dare degli impulsi importanti nella prospettiva della sostenibilità, perché appunto ci porteremo dietro tutta la catena di sostenibilità. Io domani pomeriggio ho un importante incontro con ANCE Padova, Rovigo, Treviso, qui con noi c'è la Presidente di Padova Grosselle, nel quale incontro noi parleremo del piano degli investimenti che avremo da fare e daremo agli imprenditori che sono interessati al nostro piano degli investimenti anche una prospettiva di sviluppo del loro posizionamento rispetto alla sostenibilità che diventa un elemento premiante per partecipare alle nostre gare e essere parte della nostra filiera. Quindi questo tema è un tema assolutamente rilevante, ma noi siamo anche convinti che la sostenibilità la si ottiene lavorando insieme con gli altri. Lo diceva prima Leopoldo Destro, bisogna farlo insieme. Uno degli obiettivi, dei 17 obiettivi ONU, quello al quale siamo più affezionati, è l'obiettivo numero 17. I primi 16 obiettivi sono, se vogliamo, settoriali, riguardano la povertà, la fame nel mondo, l'acqua. Il 17esimo si chiama Partnership per gli obiettivi, che sostanzialmente indica una rotta, che è quella di, per massimizzare l'azione di ogni singolo operatore della sostenibilità, serve lavorare in partnership, perché nessuno da solo riesce a fare quello scatto che serve per arrivare agli obiettivi 2050, ma in realtà noi siamo a Padova, abbiamo degli obiettivi al 2030, noi lavoriamo in partnership con il comune di Padova, prima Minganti ci ha raccontato l'impulso straordinario che avrà l'obiettivo 2030 con la mobilità. Lato nostro, con i servizi che noi facciamo, noi abbiamo una progettualità che individua un contributo all'obiettivo del 2030, dell'azzeramento delle emissioni di CO2 o comunque di compensazione al 2030, noi diamo un contributo potenziale del 10% a quella dimensione, che vuol dire moltissimo. Questo significa che quindi noi abbiamo, quando prima parlavo di responsabilità, noi siamo responsabili di un pezzo importante di questo percorso, non possiamo fermarci magari al fatto ma non mi hanno finanziato questo pezzo, non lo faccio, dobbiamo trovare le risorse per finanziare quelle iniziative. Poi noi siamo impegnati come gruppo a lavorare sul PNRR e su tutti gli ambiti che ci sono assegnati, gestiamo
complessivamente tra direttamente e indirettamente circa 150 milioni di euro di investimenti dalle perdite delle idriche, dalla riduzione delle perdite idriche alla digitalizzazione del servizio ambiente fino a quello più iconico in questa prospettiva che è l'impianto dell'Hydrogen Valley di Trieste, nella quale noi siamo gli assegnatari del finanziamento per realizzare il primo impianto di produzione di idrogeno, idrogeno completamente green del Friuli Venezia Giulia, portando un'esperienza che appunto potrebbe essere utile. Ci dica, cioè l'Hydrogen Valley, a che cosa ci serve l'idrogeno? Allora, l'idrogeno che produrremo noi a Trieste sarà destinato prioritariamente al trasporto pesante. Trasporto pubblico, abbiamo degli accordi con l'azienda del trasporto pubblico, con l'azienda che gestisce i trasporti ferroviari nel retroporto per alimentare le locomotive a idrogeno, e in più verrà realizzato un impianto per distributore di idrogeno per i mezzi pesanti a idrogeno. E questa sarà la principale, però in realtà quel progetto riguarda anche lo sviluppo di quella che si chiama l'asset readiness, la preparazione della nostra rete per veicolare l'idrogeno all'interno della rete di distribuzione in una miscela, nel cosiddetto blend di idrogeno e metano, ma è la preparazione della rete per i gas di sintesi del futuro. Questa è un'altra sfida, preparare le infrastrutture per un mondo verde, digitale. Traguardo? Noi l'impianto di idrogeno lo metteremo in marcia il giugno del 2026. Quindi siamo domani, insomma. Domani. E ci attacchiamo immediatamente, non so se Matteo voleva, perché con la grande distribuzione chiaramente mi è venuto il link della grande distribuzione, movimentazione di merce, quindi tutti i fornitori, tutti i camion che voi movimentate, stiamo parlando di Despar e di Aspiag evidentemente. Certo, lancio anche un altro spunto, così poi il dottor Pigatto potrà parlare su tutte le questioni. So che la vostra società ha lavorato particolarmente sulla lettera G dell'ESG, nel senso che è quella di cui ci si dimentica sempre, no? Quando si parla di sostenibilità si parla spesso di ambiente, qualche volta si parla anche delle ricadute sociali, ma poi c'è la ricaduta di governance. Leopoldo Destro prima diceva che per loro era una delle tematiche centrali e infatti anticipavo un intervento poi sarà anche su questo. Aspiag ha fatto un lavoro particolare su questo aspetto e quindi mi interessa capire, che peraltro sono tematiche che seguo anche professionalmente, quindi mi interessa molto in che modo poi l'hanno sviluppato. Quindi c'è carne al fuoco, insomma abbiamo messo entrambi un po' di carne al fuoco. Grazie. Sì, grazie anche per l'invito. Io risponderei alla fine, se posso, con questo brevissimo intervento. Anzitutto, chi è Despar? Aspiag è la ragione sociale dei punti vendita, conoscete Despar, Eurospar, Interspar, tutti hanno in comune l'abete è già un simbolo di sostenibilità, siamo fortunati perché alla fine degli anni 30 è stato individuato questo marchio e l'idea dell'abete è stata sicuramente vincente. Ma spendo anche due parole per descrivere un po' quello che in inglese dicono il model business, cioè chi siamo. In realtà siamo grande distribuzione, ma anche no, siamo grande e piccola. E questo credo sia un aspetto interessante, perché nel nostro statuto c'è la convivenza tra la gestione diretta di punti vendita, quindi l'individuazione, l'acquisizione di punti vendita, l'apertura di punti vendita diretti, gestiti direttamente, ma ci sono ben 350 negozi affiliati che sono a conduzione familiare. Quindi nella nostra azienda, nel nostro statuto, c'è la convivenza tra il supporto a una rete di affiliati che sono piccoli imprenditori che appunto hanno il marchio punti vendita, marchio Despar, Eurospar, e la nostra azienda che conta più di 9.000 dipendenti, quindi nel nord-est. A nostra volta noi facciamo parte di un consorzio in Italia di 6 imprese, 6 imprenditori autonomi che hanno una valenza regionale, quindi c'è il sud, il centro, le isole. E quindi è abbastanza complessa la situazione, io dico sempre non complicata, complessa, che è una cosa diversa. E particolarmente interessante per questo aspetto, a mio avviso. Quindi c'è già un aspetto di sostenibilità in questa scelta di business. Con il mio intervento vorrei raccontarvi brevemente come abbiamo vissuto e come stiamo vivendo il tema della sostenibilità in azienda prima di arrivare alla famosa G.
direi che c'è proprio in atto, per quanto riguarda le aziende private, anche la nostra, veramente un cambio epocale. Fino a poco tempo fa, quando si parlava di sostenibilità, si parlava soprattutto di CSR, la responsabilità sociale delle imprese, cosa importantissima, ma ci si focalizzava lì. In secondo luogo, le aziende normalmente enfatizzavano un aspetto di sostenibilità, che poteva essere ambientale, poteva essere appunto di supporto al territorio, ma con l'entrata in vigore della appena citata direttiva CSRD, che renderà obbligatorio per le aziende con più di 500 dipendenti, quindi ci siamo dentro anche noi, oltre che per le aziende di interesse pubblico e le quotate che sono già coinvolte, ma dal 2025 le aziende di maggiori dimensioni saranno obbligate al report di sostenibilità. Ma i report di sostenibilità si fanno anche adesso, ce ne sono tanti in giro, però qual è il tema? Che rispondono a standard diversi, quindi ognuno racconta la propria storia. Con la direttiva CSRD, ecco il cambio epocale, si stabilisce A, che sarà obbligatorio, quindi non è più facoltativo, B, che ci saranno degli standard comuni di rendicontazione, che oggi non ci sono. Quindi tutte le aziende saranno, insomma, con più di 50 saranno tenute ad adottare questi standard. E poi si dice anche che dovrà essere certificata dalle società di revisione e sarà parte delle relazioni del bilancio. Quindi il bilancio futuro sarà a tutti gli effetti un bilancio integrato con la parte civilistica e la parte di sostenibilità. Tradotto sta diventando una cosa seria, insomma, questa cosa qui. No. E preso atto di questo e anche di un altro aspetto, scusate, importante del CSRD, sempre nell'ottica della trasparenza e della confrontabilità, e cioè che ci sarà l'obbligo della rendicontazione GHG, cioè delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera. E anche questo documento, questo inventario GHG, dovrà essere certificato. Quindi vediamo che non c'è più scampo, in senso buono lo dico, nel senso che le aziende dovranno veramente essere virtuose, non varrà più come la si racconta, ma varrà cosa effettivamente si fa. Quindi in aggiunta, per completare questa novità europea, e in questo caso ancora una volta l'Europa ci dà una mano per il salto di qualità, viene chiarita una volta per tutte che la sostenibilità, che è un termine talmente generico, per cui tutti, appunto, ciascuno lo interpreta a modo proprio, si chiama ESG. Cioè proprio è ESG, una volta per tutte. E l'ambiente, lo sappiamo, è la parte social e G, governance. Non mi dilungo tanto su come lo declineremo noi, però i punti più importanti magari brevemente li posso dire. Vabbè, sull'ambiente sì, c'è l'impatto appunto della gestione dei trasporti, c'è anche l'impatto che hanno i nostri edifici, quindi i nostri investimenti, e qui è molto importante anche la qualità dell'investimento che facciamo in termini di efficientamento energetico, nelle ristrutturazioni e nelle nuove aperture. Importantissimo per la tutela del territorio è la priorità che vogliamo darci nel recupero di edifici già esistenti e che sono o abbandonati o in condizioni appunto di necessità di essere ristrutturati e recuperati. Pensiamo per esempio al punto vendita di Prato della Valle, che ci siamo inseriti in un interessantissimo recupero, ma anche il Teatro Italia, per esempio, era un vecchio cinema abbandonato in centro a Venezia, era letteralmente abbandonato, una vergogna, perché dal punto di vista architettonico è meraviglioso, l'abbiamo recuperato con un investimento milionario e abbiamo inserito un punto vendita, rispettoso ovviamente della realtà dell'edificio. Questi sono aspetti ambientali. Poi c'è l'aspetto social. Il social è diviso in due per noi, ma insomma ritengo sia diviso in due. Il social interno, 9.000 collaboratori sono tanti, l'aspetto social è rilevante, pensiamo alle iniziative di welfare, ma pensiamo anche a una cosa molto semplice, un contratto integrativo aziendale, per esempio, stipulato con le organizzazioni sindacali. Soltanto il 20% delle aziende del commercio hanno un contratto integrativo aziendale, cioè con trattamento di maggior favore nei confronti dei propri collaboratori.
Quindi questo è un po' il social interno, ma anche la sicurezza sul lavoro, molto importante l'investimento in sicurezza sul lavoro, spesso viene trascurato, non trascurato dalle aziende, ma trascurato per importanza. In realtà l'investimento in sicurezza sul lavoro risponde a questo concetto di social interno. Poi c'è il social esterno. Sul social esterno rientrano le attività CSR, di charity. Ecco che vediamo che la CSR, che una volta esauriva spesso il tema della sostenibilità, è una parte e si inserisce qui, social esterno. E poi abbiamo un tema molto importante per la nostra realtà, che è quello dell'assicurazione qualità prodotto. L'assicurazione qualità prodotto che passa attraverso il controllo in ingresso, soprattutto dei prodotti freschi, e attraverso le attività di audit presso i fornitori, e qui rientriamo nel tema della catena di valore. E poi arriviamo alla G di governance. L'ho tenuta per ultima, come si dice Dulcis in fondo, perché non se ne parla mai. Cioè, di solito quando si parla di sostenibilità CSG, poi la G, chissà cos'è questa G, no? La gestione dell'impresa, no? Traduco così semplicemente. Credo che ci sia un aspetto molto importante, soprattutto per le aziende delle nostre dimensioni, che è quello di applicare, sappiamo che non è obbligatorio per le società non quotate, ma applicare il decreto legislativo 231, che dice veramente, se bene applicato, consente alle aziende di fare un grande salto qualità in termini di governance, e anche l'impatto nei confronti delle altre aziende, degli stakeholder, diventa, secondo me, più qualitativo. Come sappiamo, questa 231, che è questa volta la responsabilità amministrativa delle imprese, non più la sociale, l'amministrativa delle imprese, sostanzialmente chiede, per chi decide di applicarla, anzitutto di predisporre un codice etico, però per disporre un codice etico lo fanno in tanti, qui ancora poco, ma adottare un modello organizzativo a tutti gli effetti, predisporre una mappatura dei poteri, un regolamento interno e soprattutto nominare un organismo di vigilanza. Il nostro organismo di vigilanza è misto, interno e anche esterno, per garantire il rispetto delle procedure e delle attività che consentono una governance di qualità, che consentono a noi stessi di controllarci e di controllare i rapporti con i terzi, per assicurare che la partita, tra virgolette, sul mercato venga vinta nel rispetto delle regole. Mi fermerei qui. Sì, grazie. Ecco, una riflessione che mi viene è quella relativa al rapporto con l'Europa. Adesso non so se c'è ancora Alessandra Moretti collegata, forse no, ok. L'Europa spesso ci cambia le carte in tavola, cioè va a cambiare il livello di tutele, di richieste in campo di sostenibilità. Questo rischia di essere un peso, un gravame per lo sviluppo, o c'è un modo per implementare gli input che arrivano dall'Europa e trasformarli in realtà in un impulso positivo di sviluppo? Perché lì è tutto, cioè se sostenibilità e sviluppo si collocano a due poli estremi e quindi sono alternativi, è chiaro che è molto più difficile declinare il tema sostenibilità. Lo chiedo innanzitutto a lei, ma poi anche agli altri relatori qui, visto che si incrocia, no, il tema della politica con il tema poi dello sviluppo industriale. C'è chi fa le regole e poi chi si trova però a dover garantire lo sviluppo, che è quello con cui va avanti il Paese. Scusi, aggiungo una cosa, questo problema forse è ancora più impattante in una regione come questa, vista la sua storia, il suo radicamento in piccola e media impresa, il fatto che anche le grandi imprese vengono da una storia di piccola e media impresa, quindi forse qui più che altrove. Sì, è difficile rispondere a una domanda del genere perché si parla di qualsiasi tipo di intervento. Sì, è lo spunto. Certo, io ho citato la CSRD, dal nostro punto di vista, posso dire come l'abbiamo vissuta noi, e ribadisco il fatto che dipende come vuoi vincere la partita sul mercato. Ce la vuoi vincere in modo virtuoso o no? Se la vuoi vincere in modo virtuoso, oggi c'è una serie di regole che stanno avanzando che a mio avviso stanno e faranno selezione. Cioè faranno selezione tra quelle aziende, quelle imprese che si attrezzeranno per essere pronte ad applicare queste nuove regole e quelle invece che saranno in ritardo o semplicemente non considereranno l'importanza di questi aspetti. Immaginiamo anche, è stato citato anche dall'europarlamentare Alessandra Moretti, il passaporto digitale del prodotto, per esempio. Questo è un altro elemento di novità che l'Europa ci propone, ma che va a tutela sempre finale
Io dico alla fine del soggetto debole di tutta questa vicenda, che è il singolo cittadino, che non ha forza da solo, ma in questo modo viene tutelato e ha la possibilità di dire questo è un prodotto sostenibile, sì o no, al di là di quello che mi raccontano, ma è sostenibile? Sì. C'è un QR code, lo inquadro e ho un punteggio di sostenibilità. Domani, tornando alla CSRD, ci sarà a tutti gli effetti un ranking delle aziende sostenibili. Non sarà più sufficiente dire siamo sostenibili, perché con la CSRD verranno pubblicati questi bilanci con standard comuni, per cui ci saranno delle società specializzate che diranno guardate in maniera oggettiva le aziende sostenibili, grande e piccola distribuzione, sono queste. E c'è un ranking, c'è anche un punteggio. Quindi diventa virtuoso questo tipo di cambiamento, secondo me. Sì, è quello che per esempio avviene già con il rating di legalità, che la GCM riconosce alle aziende che hanno determinate caratteristiche secondo parametri oggettivi, e questo appunto è un pezzo fondamentale della sostenibilità in materia di governance, la lotta alla corruzione, no? Che è uno dei mali che poi affliggono i contesti territoriali. Sì, Un'ottima questione, io mi inserisco come azienda, tra virgolette, piccola, nel senso che un'azienda che ha appunto un approccio molto locale e partecipata completamente al Comune di Padova, dunque abbiamo comunque una natura pubblicistica nonostante siamo una SPA. Questo per dire che anche nel piccolo il fatto che noi comunque agiamo in un tessuto che è governato dalla politica e dal pubblico, ci poniamo noi stessi degli obblighi preliminarmente, cioè parafrasando quello che diceva il dottor Carparetto, anticipiamo e ci attribuiamo delle soglie di regolarità e di credibilità anche quando non richieste. Faccio l'esempio, l'adozione della 231, per cui io personalmente poi ho richiesto che ci fosse un organismo di vigilanza particolarmente vigile, nel senso che voglio che mi attacchino dove non funzionano le cose. Ci siamo sottoposti al rating di legalità, abbiamo prodotto il bilancio di sostenibilità, cioè tutte quelle azioni che ci permettono da un lato una visibilità nei confronti dell'utenza, che è diciamo il soggetto debole di cui ci parlava, dove chi risponde ad se vogliamo dire una parola grossa, anche un'etica urbana, un'etica dell'azienda, a maggior ragione nel momento in cui è controllata dall'ente pubblico, deve essere comunque assolutamente allineato su quel tipo di principi. Peraltro anche lì anticipiamo alcune normative, parlo per esempio di NSH, e cioè tutti quegli attrezzativi che servono a non creare degli elementi, come dicevo prima, perturbativi. Questo abbiamo avuto un'esperienza diretta quando abbiamo chiesto i mutui per la Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento dell'opera tranviaria, dove ci siamo autonomamente sottoposti ad alcun tipo di controllo che riguardavano gli elementi costitutivi dei mezzi di trasporto, la tossicità degli elementi, cioè fare in modo che una competitività non andasse solo sul versante prettamente economico, ma anche sulla qualità dell'offerta e sulla sostenibilità intrinseca dell'oggetto che vai a realizzare. Dunque, vero, ci sono queste cose che giustamente credo anch'io segneranno un po' un crinale tra chi aderisce poi a queste forme di adesione e chi invece poi preferirà le scorciatoie. Ma il tema che veniva evocato prima dell'Europa. L'Europa è un po' la sintesi di quello che viene chiamato il policy maker, cioè lì in Europa vengono indicate le traiettorie. Quando parliamo di transizione c'è bisogno di sapere qual è la traiettoria. Quindi il policy maker ha la responsabilità di individuare l'obiettivo, l'asintoto a cui tutti devono tendere. Credo che il fatto che il regolatore, quindi l'Europa, stabilisca degli obiettivi e stabilisca anche delle modalità con le quali questi obiettivi vengono, parlavamo delle metriche, prima ne parlava in maniera assolutamente profonda il collega prima, è un elemento di garanzia per tutti, perché la sostenibilità futura è un bene delle singole persone, le quali, come diceva sempre Pigato prima, le singole persone da sole non hanno la forza, c'è bisogno di qualcuno che garantisca che quella traiettoria venga praticata. Quindi io sorrido un po' quando leggo, ma sì, l'Europa ha stabilito che saremo il primo continente a emissioni zero nel 2050 quando gli altri continuano a emettere, ma intanto se non partiamo noi non ci arriva nessuno. E soprattutto io credo che noi abbiamo avuto la responsabilità come
come Europa nel passato di avere aggredito i paesi ai quali adesso chiediamo di essere coerenti fin da subito. Quindi credo che noi abbiamo la responsabilità come realtà evoluta di andare avanti, e quindi un'Europa che fa il regolatore forte per noi è importante, e qui è il tema della qualità della politica, che deve essere una qualità altissima, perché il policy maker deve essere il migliore dei migliori, perché deve individuare le traiettorie giuste. E che Dio ce la mandi buona, sperando, no? Con la alta qualità della politica, insomma c'è chiaramente bisogno di responsabilità del singolo e di mettersi in gioco, evidentemente. Lorenzo, d'altra parte infatti anche voi come comune non vi potete lamentare dell'Europa, visto che dall'Europa appunto vengono tutti i fondi del PNRR, ma su questo tema che percezione avete anche del rapporto di come dello sviluppo territoriale del nostro comune rispetto all'intervento dell'Europa, al ruolo dell'Europa? Sì, dunque intanto io sono uno di quelli che non si lamenta mai dell'Europa, più spesso mi lamento del governo nazionale, ma questa è un'altra storia di cui non parliamo qui oggi. E in particolare, visto che è stata evocata la strategia in questa matrice europea, prima ho raccontato cosa stiamo facendo dal punto di vista del trasporto pubblico, in particolare sul tram. Naturalmente questo, siamo in chiaro, è un tassello della strategia che stiamo mettendo in campo a livello comunale. Questo deve essere ben chiaro, perché il tram da solo è una bellissima opera, ma risolve quantitativamente poco dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Quindi quel 1.300.000, 1.400.000 tonnellate annue che produce la nostra città. Ora, quello che stiamo facendo per partecipare a Padova 2030, questo ambiziosissimo obiettivo che abbiamo scelto insieme ad altre 99 città in Europa, dicevo, l'obiettivo sarà, il prossimo traguardo sarà per ottobre stipulare il cosiddetto Climate City Contract, cioè dato che un obiettivo del genere non lo si raggiunge da soli, non lo raggiunge il livello istituzionale da solo, c'è bisogno della partecipazione di tutta la città, dei cosiddetti stakeholder. Quindi stiamo stipulando contratti, più semplicemente accordi, con vari interlocutori in città, e speriamo che crescano sempre di più le risposte positive a questa ricerca che sta facendo l'amministrazione comunale. Quindi abbiamo in primo luogo i livelli istituzionali, regione, provincia, camera di commercio, abbiamo aziende sul territorio, una di queste ad esempio è Acega Sapienza Amga, e fra l'altro su questo lasciatemi una brevissima parentesi, visto quando si parla di politiche dei servizi pubblici locali, per un sindaco, per un direttore generale, per un'amministrazione, avere dall'altra parte del telefono un'azienda che quando la chiami ti risponde, come ad esempio Acega Sapienza Amga, è già, non dico soluzione, almeno metà del problema impostato correttamente, ma qui chiudo velocemente la parentesi. Più tante altre realtà, abbiamo banche che stanno partecipando, abbiamo Interporto, lo ricordava il vice sindaco nei suoi saluti iniziali, si è parlato nelle ultime settimane della fusione ZIP Interporto. Ecco, qualcuno ci sta nel dibattito politico, ha parlato di dati di bilancio, eccetera, non ha capito, appunto come il dito alla luna, qual è la vera chiave. Abbiamo fatto questa fusione perché se guardiamo la mappa climatica della città, la zona industriale, che è un sesto di tutto il territorio impermeabile che abbiamo in città, è dal punto di vista climatico la situazione peggiore, con il delta di temperatura maggiore. Lì dobbiamo iniziare ad intervenire se vogliamo vincere la sfida dell'adattamento climatico. Per farlo ci serve un soggetto con voglio dire, le spalle robuste su cui intervenire. Ci servirà una grande collaborazione con il mondo dell'associazione imprenditoriale, perché dobbiamo andare da degli imprenditori a dirgli: guarda, come tu hai costruito il capannone 30, 40, 50 anni fa, andava bene allora, adesso bisogna cambiarlo, farlo in un altro modo, dato che quando ci andiamo noi sembriamo sempre dei pazzi ambientalisti, c'è bisogno di essere assistiti dalle associazioni imprenditoriali, quindi chiediamo una grande mano anche a queste, perché
come sono stati realizzati quei manufatti oggi non va più bene, bisogna cambiarli in un qualche modo, dal fotovoltaico che possiamo mettere sul tetto a ridurre la quantità di impermeabilizzazione. Sapete, quando uno costruisce un capannone cosa fa? Asfalta tutto quello che può perché i camion si possano muovere nella massima comodità, mai che ci sia, non dico un albero, neanche un cespuglio. Ecco, questa logica qui oggi non va più bene, ecco perché ci è servita questa grande operazione ZIP Interporto, non per altre ragioni. Una cosa simile l'abbiamo fatta, l'abbiamo anticipata proprio ieri alla stampa, la trovate oggi sui giornali, nella piccola zona produttiva che abbiamo più vicino alla città, cioè in piazza Savelli, fra l'altro un progetto che era iniziato già con l'assessore Gallani, che mi sembra parlerà poco dopo. Ecco, scusa, sai, con le luci si fa sempre fatica a vedere chi è in sala. Vi dicevo, un progetto ambiziosissimo perché ha preso che cosa? Di nuovo una strisciata di catrame, come sono tanti parcheggi che abbiamo in città, l'ha ricostruita con mettendo naturalmente più verde possibile e soprattutto asfalti drenanti per fare sì che l'acqua che cade e va su quella superficie non vada in una fognatura, ma possa andare nel terreno, quindi questa è la sfida della permeabilità. E mi dispiace vedere che nei commenti social che ci sono oggi, che guardavo stamattina prima di venire qui, ci sia come al solito qualcuno che satireggia, per usare una parola gentile, su questa iniziativa, sui social naturalmente, dicevo, dove il livello del dibattito non è che sia tradizionalmente altissimo. Perché sottolineo questo? Perché se non si capisce l'importanza di operazioni del genere, lo dico a tutti quanti noi che se siamo in questa sala, evidentemente siamo più attenti a questo, certamente più attenti della media a queste tematiche. Attenzione che la sfida culturale che veniva evocata fin dai primi interventi, è stata detta più, rischiamo di perderla, perché tutta questa critica alla svolta green dell'Europa, la critica all'elettrificazione della locomozione, o appunto il criticare operazioni del genere, non coglierne lo scopo. Attenzione, perché, come è stato detto, questa sfida non si vince dall'alto, siamo in democrazia, non è che la si vince imponendo, obbligando tutti quanti a credere nella svolta green. Bisogna che dal basso ne siamo tutti convinti, se no i sacrifici, perché di questi si parla, a cui inevitabilmente siamo tutti chiamati, non saranno correttamente recepiti e accettati. Ecco, quindi lo segnalo perché questi sono quei primi timidissimi campanelli d'allarme che dobbiamo reinvestire su quella che genericamente si chiama comunicazione, non è solo comunicazione ovviamente, tanto altro, perché bisogna che siamo tutti come consociati della comunità convinti che questo è assolutamente l'obiettivo verso cui tendere. Per noi, per i figli, il futuro, qui mi fermo per non sfociare nella retorica, però assolutamente la strada deve essere questa, convintamente. E con questo appello alla costruttività e all'azione di sistema, direi, Matteo, possiamo passare la palla a chi ci segue. Corretto? Esattamente, facciamo 5 minuti proprio di pausa, dopodiché darò il microfono a Matteo Mascia che quindi aprirà il secondo evento della giornata. Grazie a tutti i relatori e grazie a voi.